Buongiorno a tutte e a tutti, volevo darvi il mio benvenuto al terzo incontro sulle nostre conversazioni sulla fauna del Veneto, da parte della Biblioteca di Area Scientifica e del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. Oggi la giornata sarà dedicata appunto come tema alla fauna ittica con particolare attenzione ai pesci d'acqua dolce. Però meglio di me passo la parola al professor Piero Franzoi che introdurrà il nostro relatore che gentilmente, ringrazio, si presta a questa presentazione. Prego Piero. Sì, buongiorno a tutti. Ho molto piacere a presentare questa conversazione che verrà fatta dal dottor Paolo Turi, che è un mio collega, nel senso che siamo ictiologi e quindi anch'io studio i pesci, anche se è un campo un pochino diverso. Io studio i pesci di laguna e lui è soprattutto un esperto di pesci di acqua dolce. E questa, diciamo, terza conversazione va sotto acqua, nel senso che finora abbiamo avuto due conversazioni, una, diciamo, nell'aria, gli uccelli, ci siamo avvicinati alla transizione ambiente terrestre e ambiente acquatico con gli anfibi, adesso andiamo proprio dentro l'acqua, quindi completiamo qui, iniziamo a completare, ma non finiamo certamente oggi il quadro della fauna ittica del Veneto. È secondo me una componente molto importante e forse un po' meno conosciuta, perché i pesci di solito vengono conosciuti dai pescatori, dilettanti o professionisti. Poi, essendo appunto all'interno dell'acqua, qualche volta passano inosservati, sono però una componente estremamente importante della biodiversità e, come dirà, io immagino in maniera sicuramente esaustiva Paolo, una componente di grandissima rilevanza naturalistica, specialmente proprio la componente, le specie che vivono in Veneto, nelle acque del Veneto. Due parole per Paolo. Paolo è un ictiologo, quindi è una persona che fa tante cose, è presidente di una delle società di consulenza in campo ambientale più importanti, non solo nel Veneto, ma in tutta l'Italia. Ha lavorato un po' dappertutto nel territorio italiano, ma è fondamentalmente, come vi dicevo, un ictiologo, cioè un appassionato, oltre che un professionista, un appassionato di ambiente e un appassionato in particolare di pesci di acqua dolce. Credo che ci siano poche persone competenti come lui, non solo per quanto riguarda il Veneto, in generale per la fauna ittica, per i pesci delle acque dolci italiane. Quindi è un'occasione sicuramente anche per me di avere un quadro aggiornato. Non direi altro, nel senso che magari poi riprendiamo il filo del discorso alla fine, e quindi lascerei sicuramente la parola a Paolo. Bene, allora grazie a tutti, grazie anche della presentazione che ha fatto il professor Franzoi, troppo buono. Insomma, diciamo che sono un esperto di fauna ittica, mi occupo da tanti anni e così per motivi di lavoro professionali ho girato un po' tutta Italia. Ma oggi il tema è il Veneto, quindi parliamo solo del Veneto. Quindi io andrei a condividere subito la nostra prima slide. Eccoci qua. Allora, due parole per dire come articoleremo la giornata di oggi. Articolerò la chiacchierata, la conversazione di oggi su tre blocchi, in quanto ho suddiviso il tema per gruppi omogenei, ed inizierò a parlare dapprima dei salmoni, cioè di quella parte della fauna ittica che diciamo, colonizza quasi esclusivamente le acque più fredde, quindi diciamo la parte nord e centro-settentrionale del Veneto, che dal punto di vista della pesca coincide con quella che viene definita dalla legge 19 la zona A, la zona a dominanza di popolamenti salmonicoli. Poi a scendere toccheremo i temi della fauna ciprinicola, che non sono solo i ciprinidi, quindi diciamo i ciprinidi e con essi tutte quelle altre specie che condividono le acque a più lento decorso e a maggiore variazione di temperatura nell'arco dell'anno. E poi alla fine faremo
un focus su un tema che sicuramente avete già sentito tante altre volte illuminare anche per gli altri gruppi che sono discussi in queste conversazioni, che è quello della presenza della fauna aliena. Perché fra tutti i vari gruppi di vertebrati, la fauna ittica è una di quelle che più pesantemente è toccata, è stata, è e sarà toccata in futuro purtroppo dalla invasione delle specie esotiche, che è un processo che è iniziato tantissimi anni fa, ma che negli ultimi 30 anni è esploso. C'è stata, come vedete, un'esplosione di presenze, ma non solo di presenze, anche di abbondanza e di occupazione di spazi che sono stati fino non a epoche siderali, ma 30, 40, 50 anni fa di esclusivo dominio delle specie indigene. Ma questo lo vediamo dopo. Quindi iniziamo intanto con la prima parte della nostra giornata. Allora, tutti i dati che io presento oggi derivano da delle attività di ricerca svolte sul territorio, ovviamente, non è una presentazione fatta veramente su dati compilativi. E noi oggi possiamo disporre di questi dati, quindi è giusto dare atto anche all'ente che li ha finanziati, derivano dai monitoraggi, dai campionamenti fatti per la redazione della Carta Ittica regionale. La Carta Ittica regionale è uno strumento previsto dalla legge 1998, che è la legge, chiamiamola, quadro sulla pesca della Regione Veneto, che tra tutte le cose che prevede per la disciplina della pesca, prevede anche che il governo, la gestione, la pianificazione delle attività della pesca e della conservazione della fauna vengano fatte sulla base di un documento progettuale, un vero e proprio piano, così come per l'edilizia privata e pubblica in un comune c'è un piano regolatore. Per la pesca e per la gestione e la conservazione della fauna ittica c'è un piano che regola tutte le attività che gravano su questa specifica componente ambientale, ed è appunto la Carta Ittica, che nella sua fase iniziale prevede ovviamente un importante quadro di approfondimento delle conoscenze disponibili, che di norma, così recita la legge, viene aggiornato ogni 5 anni, cioè la vita di un piano che tocca la pesca e la fauna ittica non è infinita, la situazione evolve e ogni 5 anni dovrebbe essere di norma aggiornato. Per fare questo, lo dice sempre la legge, ogni 5 anni deve essere fatto anche un censimento, un aggiornamento del censimento della fauna ittica, che poi servirà per produrre il successivo piano di gestione, la successiva carta ittica. In questa carta ittica, che verrà resa pubblica tra pochissimo, è in fase avanzata di concertazione con i colleghi che seguono la valutazione ambientale strategica, sono state campionate nell'arco del periodo 2019-2020, quindi negli ultimi 2 anni, 401 stazioni totali in tutto il territorio del Veneto, con la sola esclusione del lago di Garda, ma non perché non sia importante, ma perché per legge il lago di Garda è oggetto di una pianificazione separata da condividere con le regioni confinanti, Trentino Alto Adige e Lombardia. Questo perché sarebbe impensabile che una delle 3 regioni che agisce sul medesimo bacino d'acqua faccia una propria norma di gestione, una propria gestione rispetto a quella che fanno i vicini che pescano o gestiscano le medesime acque. Quindi anche nella discussione, nella analisi della distribuzione dei pesci che presenterò tra poco, diciamo che il Garda resta un po' un tema a parte, ma su questo magari, che ne so, magari il professor Franzoi organizzerà una serata a tema, ci sono altri miei colleghi molto esperti che conoscono molto bene il Garda, e il Garda per la sua importanza potrebbero essere oggetto di una presentazione dedicata. Quindi, tornando a noi, 401 stazioni distribuite in tutto il Veneto, di cui 206 in zona A, la zona dei salmoni, diciamo, per capirci e indicativamente, prendendo la linea delle risorgive, che immagino conoscerete, però grosso modo è quella linea che raccorda
la città di Verona con la città di Vicenza, che poi sale verso Cittadella, Treviso e va a chiudersi verso Motta di Livenza, tirando una linea immaginaria che raggruppa le acque fresche dell'alta pianura veneta più tutta la zona montana. E in questa zona abbiamo avuto modo di monitorare 206 stazioni, circa la metà, quindi vedete, e sempre nell'ambito di questa zona abbiamo avuto 41 segnalazioni di specie, quindi diciamo che nella parte più bassa della zona A, come avviene in tutti gli ecotoni, c'è una sovrapposizione fra popolamenti salmonicoli e popolamenti ciprinicoli, e comunque all'interno di questa, se facciamo il focus sui salmonidi, 7 sono le specie di salmonidi che abbiamo rinvenuto nelle acque del Veneto nel corso di questo ultimo censimento, che adesso andremo poi a vedere. Dicevo prima, sempre come quadro generale, e poi sarà oggetto dell'approfondimento che faremo nei 2 moduli successivi, ad oggi, dai dati della carta ittica del 2019-2020, quindi attuali, abbiamo 62 specie di acqua dolce segnalate sul territorio veneto, comprese alcune specie, chiamiamole avventizie, che utilizzano le acque dolci soltanto per una particolare fase della propria vita, per l'accrescimento. Vedi, per esempio, l'anguilla, non sapete, è una specie catadro, ma risale dal mare all'interno per accrescersi. Una volta che ha completato il suo ciclo di accrescimento, se ne ritorna al mare per andare, si dice, esclusivamente nel Mar dei Sargassi a riprodursi. In realtà può darsi che ci siano anche altri siti riproduttivi, e altre specie che al contrario, come per esempio gli storioni, dal mare risalgono in fiume per andarsi a riprodurre, o altre specie ancora, come i cefali, che salgono dal mare verso i fiumi per andarsi a alimentare, soprattutto l'isola madre in questo caso. Quindi nel complesso tutte queste specie che utilizzano, entrano, occupano le acque dolci del Veneto, sono 62. Di queste 62 specie, 27 ad oggi sono di origine esotica, sono all'estero. Quindi il 44% delle specie presenti in Veneto, nelle acque dolci del Veneto, sono di origine esotica. Ed è un numero spaventoso, spaventoso. Ma non solo per il numero, perché il numero di per sé dice poco. È ancora più spaventoso se noi andiamo a vedere i dati numerici, cioè queste 27 specie esotiche, poi concretamente in termini di abbondanza, quanto sono abbondanti nel Veneto? Si tratta di 27 specie che ho trovato puntualmente in una pozzetta isolata e giunti fino a lì, chissà per quale strano motivo, magari portati lì dal ragazzino che compra il pesciolino all'acquario o durante la sagra paesana e poi non sa dove metterlo, lo porta nella pozza, oppure sono ormai suddivisi in modo ubiquitario su tutto il territorio. In questo istogramma vedete la percentuale di rinvenimento nell'arco dei 402 campionamenti, 405, quelli che erano della carta ittica che dicevo prima, la percentuale di rinvenimento di specie esotiche, cioè l'indice di abbondanza sul territorio delle specie esotiche. Se noi prendiamo la top 10, le 10 specie più abbondanti nel Veneto, che dovrebbero essere all'altezza della gambusia, qua, vedete che addirittura 5 top 5 posti della top 10 sono in capo a specie esotiche, di cui addirittura la pseudorasbora, il rodo amaro e il carassio dorato sono rinvenuti in oltre il 35% dei campionamenti eseguiti, che quindi vuol dire che su 400 campionamenti svolti, o meglio, dato che queste sono specie, queste 3 che ho appena nominato, quindi le più comuni, pseudorasbora, rodo amaro e carassio dorato, specie tipiche delle acque ciprinicole, su 200 siti di controllo nelle acque ciprinicole, noi li abbiamo trovati in circa 130-140 punti di campionamento.
tradotto dappertutto. Tanto per darvi un'indicazione, Pseudorasbora è un pesciolino apparentemente anche insulso, è un piccolo pesciolino, non arriva a una decina di centimetri. Le prime segnalazioni per il Veneto sono di inizio anni 90. Per l'Italia sono di qualche decina d'anni prima. Quindi è un pesce, idem per il rodeo dorato che viene subito dopo nella classifica delle presenze. Sono pesci che nel giro di 30 anni, anzi anche meno di 30 anni, sono riusciti a colonizzare 3/4 delle acque del Veneto e non si trovano nella parte più alta della zona A solo perché da un punto di vista della temperatura sono acque troppo fredde ed è una fortuna perché altrimenti ce li saremmo trovati anche fin là. Quindi hanno una capacità impressionante di diffusione, anche perché saltano bacini idrografici diversi, quindi passano con una velocità spaventosa da un bacino all'altro. Prime segnalazioni della specie nel bacino del Po, l'ultimo a sud del Veneto, adesso ci ritroviamo fin dentro al bacino Scolanti in Laguna, ritroviamo nel bacino del Piave, quindi in 30 anni hanno fatto un balzo in termini spaziali enorme. Oltre a questo, poi molti altri, li vedete qui elencati, sono le specie, gli altri esotici che troviamo. Va bene, ma poi dei ciprini ne parliamo più avanti. Vediamo un attimo i salmoni. Ad oggi in Veneto abbiamo la presenza accertata, quindi non è detto che non ce ne possa essere qualcun altro di esotico, tipo qualche altro salmone, per esempio, no? Tipo il Chinook. Si diceva che ci sono segnalazioni di Chinook anche in Veneto. Comunque, ad oggi, di certi, rinvenuti sulla base della fauna ittica, abbiamo 9 specie. Qui apro una parentesi. Non so se vedete la freccetta del mio mouse, penso di sì. Io adesso non vorrei entrare in questa sede in un discorso legato alla sistematica attuale, alla tassonomia delle specie ittiche e acqua dolce del Veneto, alla luce dei recenti contributi scientifici, perché sono tantissimi. E se noi prendessimo i più recenti contributi, il quadro della sistematica del Veneto sarebbe completamente da cambiare, perché l'avanzamento delle tecniche genetiche sostanzialmente comporta una revisione, uno splittaggio delle specie in magari delle specie, chiamiamole date per buone fino a decine di anni fa, in almeno un paio di altre specie. Questo per esempio è il caso del luccio, che da luccio da Esox lucius viene scisso in 2 altre specie ultimamente, che sono Esox cisalpinus per il luccio, diciamo, tipico della pianura padana, ed Esox lucius, diciamo, per tutti gli individui tipici delle acque danubiane e comunque transalpine. Lo stesso si può dire anche per il temolo. Il temolo è una specie che fino a pochissimi anni fa era comunque ricondotto, anche il temolo, diciamo, il ceppo italiano, perché poi c'è un problema più generale e dipende un po' dagli approcci delle scuole di pensiero. Quelle che fino a pochi anni fa venivano date come popolazioni appartenenti alla medesima specie sono state in tanti casi recentemente assurte al rango di buona specie, ed è il caso del temolo, dove viene distinto fra il temolo, diciamo così, transalpino, il temolo europeo come appartenente alla specie Timallus timallus, e il temolo italico, diciamo il temolo tipico del bacino padano e degli affluenti del bacino padano del Po, con una nuova specie che è, o meglio, con la rivalutazione di una vecchia specie che viene ridata per buona, che è Timallus aeliani.
Quindi ho fatto questo esempio, perché sono pochi sostanzialmente i salmonidi, giusto per dirvi che nella mia trattazione io utilizzerò la sistematica, fra virgolette, classica, che però vuol dire 2017, o se preferite 2007, che è quella di Sergio Zerunian, che quindi è una sistematica che viene attualmente utilizzata anche per la documentazione ufficiale del Ministero. Se voi prendete i manuali del Ministero relativi all'applicazione dell'indice ittico come elemento di qualità biologica delle acque, il NISECI, troverete la sistematica di Zerunian ad oggi, ed è una pubblicazione di ISPRA del 2017. Quindi oggi parliamo utilizzando la sistematica di Zerunian, ma mi preme segnalarvi che è tuttora in forte evoluzione, per cui semplicemente se voi andate in fishbase.org troverete altri nomi scientifici delle specie di cui stiamo trattando oggi. Va bene, quindi ad oggi in Veneto 9 specie, o 8 se preferite, più il temolo padano, quindi il temolo italico, che da popolazione è stata assunta a rango di una specie, e tra questi 9 ne abbiamo ben 4 di esotici. Chiedo scusa, esotici anzi 5 dovrei dirvi, perché per una, la quinta, la trotafario, che fino, diciamo, a un po' di tempo fa veniva inserita fra le specie autoctone, diciamo un po' più lunga la storia, diciamo non proprio recentissimamente, ma fino a una ventina di anni fa veniva a tutti gli effetti considerata come una specie autoctona per l'Italia. In realtà per l'arco alpino orientale, quindi non ci riferiamo al nostro contesto del nord-est, ma più in generale per tutto l'arco alpino, è una specie che è stata introdotta in epoca più o meno storica. Recentemente sulla data di ingresso della trotafario, diciamo, nelle acque cisalpine, quindi al di là dell'arco delle Alpi, c'è un forte dibattito, anche perché questo ha una rilevanza importante in termini gestionali. Perché da un punto di vista gestionale, sempre in funzione delle direttive di ISPRA, le specie introdotte in Italia prima del 1500 sono considerate come naturalizzate, parautoctone tecnico, e quindi possono essere gestite dal punto di vista della pesca e della conservazione, se volete, alla pari delle specie autoctone, mentre quelle introdotte dopo il 1500, quindi sostanzialmente dopo la scoperta delle Americhe, vengono considerate a tutti gli effetti all'autono. Allora, attualmente la trotafario viene data come specie completamente alloctona, anche perché in realtà quella che gira da noi più, e quella di cui vi dirò tra poco, introdotta in epoca storica, è una trotafario che deriva dall'emissione di materiale di allevamento che proviene sostanzialmente, che può provenire praticamente da tutto il mondo, perché la trotafario altro non è che la brown trout degli anglosassoni, che è una specie polimorfa, politipica, ubiquitaria, si trova in tutto il mondo. Quindi potrebbe tranquillamente essere che gli allevamenti di salmonidi, visto che ormai la circolazione anche dei pesci o delle uova di pesce avviene con una facilità spaventosa anche tramite trasporto aereo, che gli allevamenti, semplicemente per aumentare il periodo di disponibilità delle uova, abbiano ordinato uova di fario provenienti dalla Nuova Zelanda anziché dal Canada o dagli Stati Uniti. Per quindi le popolazioni di questa specie che troviamo in giro sono un po' un pastrocchio dal punto di vista così delle caratteristiche genetiche degli animali che andiamo a campionare. Quello che invece in realtà era accaduto in epoca storica, quindi ci sono segnalazioni di introduzione di trotafario da parte di Massimiliano I d'Asburgo, quindi intorno al 1500, e addirittura ancora prima pare che ci siano segnalazioni dell'800, non 1800, 800, recentemente rinvenute in Trentino, in quanto al di là dell'arco delle Alpi, diciamo già dagli affluenti del bacino dell'Inn, che quindi vuol dire appena oltre
lo spartiacque fra, che ne so, fra l'Isarco che scende verso Bolzano e non mi ricordo più il nome dell'affluente che scende giù da Matrai verso Innsbruck e quindi verso Olin, erano state fatte dei trasferimenti di trotte del bacino dell'Inn verso le acque del bacino dell'Adige, ma perché la curia sostanzialmente era sempre la stessa, quindi erano le acque, soprattutto nei territori di madrelingua tedesca, in Austria e anche probabilmente in Alto Adige, le acque da pesca sono private, sono proprietà, un diritto esclusivo di privati, e al tempo la maggior parte di queste acque erano della Chiesa, quindi è anche viene facile pensare che, visto che tra virgolette la gestione era la medesima, ci fosse stato del materiale semplicemente preso appena al di là dello spartiacque, perché pochi metri dopo lo spartiacque c'è già non mi ricordo più il nome del ruscello che scende verso Matrai e che poi confluisce nell'Inn a Innsbruck, che è popolato da fario, e che non fossero state portate anche pochi chilometri, poco più in là, alle sorgenti dell'Isarco, o lo stesso poteva avvenire se noi prendiamo la parte più orientale dell'Alto Adige, dove ci sono alcuni corsi d'acqua tipo il Rio di Sesto o la Drava, che vanno direttamente verso il bacino danubiano, ma che sono a pochi chilometri del passo di Montecorce Comenico, dove scende giù il Rio Padola, che poi va nel Bolognese. Quindi, essendo la medesima gestione amministrativa ed essendo peraltro un'attività che veniva fatta fin dall'antichità, è assai probabile che trote fario di ceppo danubiano siano state introdotte anche nei bacini, diciamo, veneti o trentini in epoca assolutamente storica. Ma tutto questo è un tema che necessita di studi e approfondimenti, che quindi ad oggi non ci sono ancora, insomma, in modo significativo. Per cui attualmente la trotta fario viene considerata come specie alloctona per il Veneto, così come il coregone, introduzione più recente, questo lo vedremo tra poco, nei laghi del Veneto. La trota eridea viene introdotta verso la fine dell'Ottocento per motivi alimentari, poi introdotta a fini di pesca nei corsi d'acqua, il salmerino di Fontana, origine nordamericana, e il temolo transalpino, che è stato introdotto questo sì recentemente per motivi di pesca, con in genere prodotti provenienti dal bacino della Sava, quindi diciamo materiale slavo o tedesco, che è stato introdotto praticamente in tutti i corsi d'acqua dell'Alta Italia e anche del nord-est. Allora, diamo un attimo un'occhiata adesso a ciascuna delle specie salmonidi che ho appena visto, facciamo due paroline e vediamo un attimo lo stato della distribuzione e le tendenze demografiche di ciascuna di queste specie. Devo anche andare un po' più veloce, perché su questa prima parte abbiamo dato un attimo un inizio un po' più lento, ma adesso dobbiamo un attimo muoverci, perché dovendo trattare tante specie dobbiamo anche andare un po' più veloce. Come dicevo prima, faccio ancora un inciso un secondo, i dati derivano dalla carta ittica, che sono stati finanziati, sono state una ricerca quindi finanziata dalla Regione del Veneto, ed sono dati che non ho raccolto da solo, è un lavoro troppo grande perché lo posso fare una persona sola, ma l'ho raccolto con i miei colleghi della ditta che si chiama Bioprogram, insieme con i colleghi dell'Acqua Program e con il dottor Busato, che è un altro collega che si era raggruppato per fornire il gruppo di imprese che ha effettuato questi campionamenti. Quindi lo troverete ripetuto nelle varie slide, è un dato doveroso, perché come sempre quando si utilizzano dei dati che sono anche di altre persone va sempre citata la fonte, quindi lo troverete ricorrente in fondo a tutte le slide. La marmorata è il pesce più bello che abbiamo qui in Veneto, è il vero salmonide, la vera trota endemica del bacino padano, dal Po in su, quindi non degli affluenti di destra del Po, ma del Po e dei suoi affluenti di sinistra, ed è una trota, diciamo, che rappresenta la specie elitaria sia in termini di pesca che in termini di conservazione all'interno del territorio del Veneto, in particolare del nord-est. Rispetto alla trota fario si differenzia per la livrea, vedete una livrea priva di punti
isolati e colorati come ha la trota faria, completamente marmoreggiata, questi disegni, queste macchie confluenti che danno la classica marmoreggiatura tipica della specie, ed occupa anche, dal punto di vista dell'habitat, una zona che è diversa da quella della fauna. La trota marmorata è la trota delle grandi acque fresche del fondovalle, quindi dell'alta pianura. Vedremo poi la zona di distribuzione che si spinge abbastanza in avanti anche verso diciamo così, la zona planiziale, i corsi d'acqua della pedemontana, i grandi alvei dei principali fiumi dell'area alpina e una parte degli affluenti laterali, quando però non raggiungono pendenze eccessive. Non è un grandissimo nuotatore come la trota faria. Comunque diciamo che ha una reale distribuzione che, evitando gli ambienti con maggiore pendenza, diciamo, cioè quando l'acqua comincia a correre su fondi con il fondo alvei con pendenza superiore al 6-7%, queste specie sicuramente non la trovate più, ma anche molto meno. Comunque diciamo che intorno fino ai 1000-1200 metri è una specie che più o meno si rinviene, qualche volta anche a quote superiori, ma diciamo che già arrivare ai 1000 metri, 1200, abbiamo definito l'80% del suo areale di distribuzione inversa. Qual è la sfortuna di questa trota? La sfortuna di questa trota è intanto che è abbastanza esigente dal punto di vista ambientale. Ha bisogno di acque abbastanza profonde, diversificate, ha bisogno di pozze, di alvei abbastanza diciamo, diversificati, non ama gli alvei banalizzati, specialmente se scavati, e diciamo che anche è stata una specie molto interessante, è tuttora una specie molto interessante ai fini della pesca. Fino a pochi anni fa si poteva trattenere, la marmorata poteva essere trattenuta dal pescatore, adesso con le nuove norme e con il nuovo regolamento tutta la pesca che viene fatta sulla marmorata è di tipo no kill, quindi l'individuo pescato deve essere immediatamente rilasciato. Quello che è certo è che ha avuto un crollo numerico in termini diciamo, di rinvenimenti. Attualmente soltanto il 28,4% delle stazioni in zona A presenta individui di trota marmorata, e come vedete l'indice medio di abbondanza della trota, questi sono i dati degli ultimi 30 anni, se noi avessimo dati confrontabili solo di inizio secolo, questa linea sarebbe ancora più pendente, sarebbe ancora peggiore il decremento della specie. E quindi, come vedete, è una specie che si trova mai con indici di abbondanza elevato, sempre con pochi individui, quindi l'habitat, le disponibilità di habitat non è mai assicurato dalla presenza di questa specie, e solo in questi ultimi anni assistiamo ad un leggero incremento degli indici di rinvenimento, cioè dei punti delle stazioni in cui la troviamo. Perché? Perché ci si è resi conto, diciamo, da almeno 20 anni, quando vedete raggiungeva i valori minimi come rinvenimenti, che la specie deve essere assistita in qualche modo aiutato, sia con interventi di conservazione nei confronti della pesca. Ho appena detto che ne è stata vietata la pesca, ma prima, nei 10 anni precedenti, progressivamente la pesca era stata ridotta e ha aumentato tantissimo la misura minima, la taglia legale di cattura, e oltre a questi interventi di riduzione del prelievo da pesca si è anche intervenuto con delle attività di ripopolamento mirato con materiale selezionato di qualità che veniva prodotto fino a non molto tempo fa da Veneto Agricoltura, cercando di sostenere le popolazioni anche con ripopolamenti di materiale selezionato di qualità. E quindi questo un po' di incremento numerico l'ha prodotto, ma siamo sempre su valori molto bassi, anzi un incremento di diffusione sul territorio, perché i numeri medi di presenza sono sempre molto bassi. Cosa gli manca ancora per incrementare la propria presenza? Gli manca tanto di avere degli habitat acquatici idonei, gli manca tanto di avere acqua in alveo, gli manca tanto il rispetto del DMV, o se preferite adesso del deflusso ecologico, come si chiama, gli manca tanto la previsione di interventi che io chiamo gentili di manutenzione degli alvei fluviali.
dove si interviene spianando, rettificando, banalizzando l'alveo, io ho ottenuto l'effetto di contrarre, se non eliminare, l'habitat di questa specie. Quindi una ruspa in alveo fa gli stessi danni che fanno 20.000 pescatori in 3 anni di pesca. Quindi serve ancora tanto nella scelta di interventi compatibili con la tutela di questa specie, ma più in generale di tutte le specie ittiche, con la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua. Su questo c'è ancora tanto da fare. Qualcosa si è fatto rispetto a 20 anni fa, ma c'è ancora molto da fare. Un altro problema che affligge queste specie, l'ho dimenticato, questo è attualmente il quadro di distribuzione. Scusate, faccio un step back, faccio un passo indietro per quanto riguarda la distribuzione attuale della specie, dove vedete praticamente c'è una serie di pallini che sono questi qua, che coincidono con l'asse delle risorgive, che è il limite inferiore della distribuzione della specie. Qualche individuo isolato a volte poi si trova anche più a valle, in centro città a Padova o anche alle Foci Brenta, qualche individuo si trova alle Foci dell'Adige uguali, ma comunque la reale distribuzione della specie coincide con la linea delle risorgive. Poi, come dicevo, occuperebbe tutta la zona della pedemontana e la parte più elevata delle province di Treviso, Belluno e Vicenza, dove vedete che, a parte pochi casi fortunati, questi pallini più grossi indicano stazioni particolarmente ricche di specie, abbiamo sempre numeri molto contenuti, così come abbiamo molte stazioni dove la specie non è stata presente. Dicevo prima, ed era quello che volevo dire prima di fare il passo indietro per presentare la distribuzione della marmorata in Veneto, che un altro dei problemi di cui soffre questa specie è l'ibridismo. In realtà la distanza evolutiva che c'è fra la marmorata e la fario non è così grande, e quindi le due specie non sono totalmente separate dal punto di vista riproduttivo, e la messa a contatto della specie marmorata con la specie fario qualche anno fa si definiva la marmorata una semispecie, no? Quindi il fatto che la marmorata venga messa a contatto artificioso, perché naturalmente ammesso non concesso che ci fossero delle zone di presenza diciamo di popolazioni autoctone di trotafario, ammesso non concesso, la selezione degli habitat avrebbe portato queste due specie naturalmente a suddividersi gli ambienti, con la marmorata che occupava le parti più basse dei fiumi, quelle con pendenze e velocità un po' meno elevate, e la fario relegata ai tratti superiori più pendenti, più veloci, dove lei comunque si trova benissimo. L'attività di ripopolamento artificiale per fini di pesca con questa specie fa sì che siano state artificiosamente poste a contatto, e siccome la barriera riproduttiva non si è totalmente instaurata, cosa succede? Che si ibridano tra di loro, con il risultato che ad oggi il 40% circa degli individui catturati, almeno dal punto di vista fenotipico, è sicuramente ibrido. E lo vedete qua in questa bella immagine. Questa è una marmorata pura, o quasi pura, diciamo, e la testa è una delle migliori come colorazione. Questa è una marmorata ibrida, dove vedete che insieme alle marmoreggiature c'è una bella serie di puntini rossi che sono tipici della trotafario. E quindi questo è classicamente un individuo ibrido fra i due soggetti. Poi a loro volta la prole di questi ibridi è ancora fertile, per cui si trovano tutte le varianti cromatiche possibili, immaginabili, tra le quali marmorate quasi pure con un pallino rosso isolato, che indica un'ibridazione remotista, o meglio, una quantità di genoma tipico della fario probabilmente ridottissima all'interno del patrimonio genetico di quella specie, e altre trotte dove sono praticamente delle fario con qualche disegno tipico della marmorata che indica il contrario, quindi un grado di ibridazione elevatissimo. Eccola qua, l'abbiamo nominata poc'anzi, nel bene specie molto interessante dal punto di vista della pesca sportiva, nel bene comunque una specie molto importante
all'interno, per il ruolo che questa specie svolge all'interno degli ecosistemi di acque correnti in quota, quindi con elevata pendenza, perché comunque in tante acque è l'unica specie di pesce che riesce a vivere, quindi svolge una funzione importantissima in quegli ecosistemi. E, come dicevo prima, la specie trotta fario cosiddetta è distribuita un po' in tutta Europa sicuramente, come vedete qua in questa immagine, ma in realtà occupa anche ampi territori nelle Americhe e nell'emisfero australe. In realtà poi questa immagine che rappresenta poi la distribuzione della trota fario in Italia, si è visto recentemente che le trote fario appenniniche sono altre specie rispetto a queste. Quindi, limitandomi a quella che abbiamo presente in Veneto, abbiamo sostanzialmente presenze di ceppi che sono qua esclusivamente di origine transalpina o più frequentemente anche addirittura proveniente da altri continenti, che si rinvengono comunque, nonostante ci sia stata una forte riduzione delle emissioni di questa specie negli ultimi 10 anni, con una elevata frequenza pari al 66,5% delle stazioni campionati in zona A. Come dicevo prima, sono un po' di meno le frequenze di rinvenimento e gli indici medi di abbondanza rispetto al passato, ma comunque si tratta di una specie che è ancora molto diffusa e molto abbondante all'interno di quelle che sono le acque di zona A, come vedete nella mappa di distribuzione della specie che vi riporto in questa ulteriore immagine. Così come abbastanza presente è il secondo degli allottoni che andiamo a presentare, che è la trota eridea. Trota eridea altro non è che la trota che trovate in genere sui banchi del supermercato. È una trota riportata in Italia alla fine dell'Ottocento per attività di allevamento, perché è un pesce, è una trota facile da allevare, perché in allevamento accetta alte densità di allevamento, si accontenta di poco, è anche abbastanza tollerante per le variazioni di temperatura e di ossigeno, quindi meno delicata dal punto di vista dell'allevamento rispetto all'afario, per cui è stata importata proprio per questi motivi di fare un prodotto da carne. Dopodiché, però, è stata utilizzata anche per emissioni in corsi d'acqua, per attività, diciamo così, di ripopolamento ai fini di pesca sportiva, e questo non dai pescatori inizialmente, perché negli anni 40-50 le semine in giro le facevano gli istituti ittiogenici. Gli istituti ittiogenici erano emanazioni dirette del Ministero. Per il nord-est avevamo l'ittiogenico di Brescia che governava le semine in corsi d'acqua, quindi erano pesci ovviamente in un periodo con altra sensibilità ambientale rispetto a quella di oggi, che venivano utilizzati per i ripopolamenti istituzionali. Quindi è stata un attimo distribuita un po' in tutte le acque per motivi di pesca, un po' di tutta Italia, in particolare dell'arco alpino. Da noi in Veneto è al momento ancora abbastanza contenuta come presenza, ci sono non molti punti di rinvenimento, un 10% sul totale delle stazioni campionate in zona A, e la sua presenza adesso, o meglio il suo ripopolamento adesso, è stato un po', fra virgolette, rivalutato per una serie di motivi. È chiaro che la condizione ideale, se vivessimo in un mondo ideale, sarebbe quello di dire no a interventi di gestione e di ripopolamento nei confronti della fauna ittica. Però siccome non viviamo in un mondo ideale e ci si deve confrontare con l'ambiente anche sociale che ci circonda, abbiamo in Veneto attualmente circa 70.000 pescatori. Fino a qualche anno fa erano 100 e anche 120.000 intorno all'inizio degli anni 90. Di questi almeno un 40% frequenta le acque di zona A, per cui la domanda è: le strimenzite e residue popolazioni di trota marmorata sono in grado di sopportare una pressione di pesca come quella generata da questi numeri che vi ho appena detto, oppure no? Serve che facciamo degli interventi di specie
target per la pesca ai salmonidi che possano alleggerire la potenziale pressione di pesca sulla trota marmorata, ad esempio. Ecco, questo è uno dei casi in cui viene utilizzata ancora adesso l'iridea in acque salmonicole del Veneto, in particolare nelle acque marmorate, perché è una specie che normalmente non si riproduce nelle acque delle nostre latitudini, quindi è una semina di tipo reversibile. Se non la immetto più, prima o dopo verrà completamente catturata. In genere viene prelevata interamente rispetto al materiale seminato. Qua poi il motivo è anche legato alla qualità del materiale da ripopolamento. Si introducono dei pesci che sono stati in allevamento, che sono confidenti nei confronti dell'uomo, e quindi mettendo la marmorata adulta, o adulta, che vuol dire marmorate da 25 cm, queste, quando vedono il pescatore che si avvicina, quindi lancia l'esca, anziché scappare come fanno le trote selvatiche, si buttano su quell'esca perché la associano all'allevatore, quindi butta il mangime. Quindi in genere trotti immesse nel mese di marzo, a settembre o anche prima sono già completamente scomparse dai punti di semina, come è stato provato da numerosi campionamenti. Quindi a tutt'oggi la troviamo per il motivo che costituisce una, fra virgolette, valvola di sfogo nei confronti della pressione di pesca nelle acque marmorate, non si riproduce nelle nostre acque e soprattutto non è in grado di ibridarsi con la trota marmorata, cosa che invece fa la trota fario. Per cui dove c'è la marmorata sicuramente non devo mettere la trota fario, sarebbe meglio se potessimo non mettere nulla, ma dovendo scegliere qualcosa per mitigare la pressione, meglio mettere questa specie che almeno non mi genera quei casini di incroci che mi genera la fario quando si trova a occupare le stesse acque della trota marmorata. Questi, vedete, i punti di distribuzione, sempre pochissimi individui, sempre all'interno della zona A e sempre legati ai punti di semina ai fini di pesca. In realtà c'è anche una piccola popolazione che si è completamente acclimatata in Veneto. Avevo fatto una pubblicazione una ventina di anni fa, ed è in Valtovanella, che è un affluente di destra del Piave, all'altezza di Longarone, dove questa specie immessa dalla forestale negli anni 60 ha trovato un microclima particolare che gli consente di riprodursi e ha generato una popolazione monospecifica, c'è solo che lei, bellissima peraltro, che però ha colonizzato l'intero corso d'acqua facendo fuori la trota fario, che era la specie che c'era prima di lei. Però normalmente questa specie non si riproduce alle nostre latitudini. Il temolo è un altro bellissimo pesce che è sempre presente nelle acque di zona A, nelle acque salmonidi, che diciamo fino a pochi anni fa era ricondotto ad un'unica specie, che era il Timalus timalus, che adesso è stato recentemente diviso in due specie, di cui conosciamo un temolo italico, che è il temolo aeliani, come dicevo prima, che però praticamente è quasi estinto, c'è pochissimo, ce n'è pochissimo ancora in giro, e solo adesso, in questi ultimi 5-6 anni, facciamo in quest'ultimo decennio, si sono intraprese pratiche di ripopolamento e reintroduzione di questa specie, partendo anche da materiale proveniente dalla vicina Slovenia. Quello che vedete sopra, invece, con questa bella pinna rosso-bluastra, che è il temolo che più facilmente si trova nelle acque di tutto l'arco alpino, non solo del Veneto, è invece il temolo cosiddetto danubiano, ed è abbastanza facile da riconoscere rispetto al nostro, che presenta, la chiamano la pinna blu, una pinna grigiastra in realtà, che lo dovrebbe fare così riconoscere a prima vista, anche se poi, anche per queste specie è la genetica che comanda, ed è lei che ci dice se poi l'individuo che abbiamo preso è un uomo oppure è un ibrido con qualche suo congenerico o danubiano. Temolo anche questo presente in un numero bassissimo di stazioni, poco meno del 6% sul totale stazioni campionati in zona A, sempre con numeri bassissimi, fatto salvo un piccolo spot qua nel decennio compreso fra il 2000 e il 2009, ma legato anche un po' alla scelta delle stazioni, e con quantità di rinvenimenti estremamente contenute. Anche lui soffre, oltre che per la pressione di pesca, anche il temolo adesso è vietato come trattenimento, soffre in particolare delle modifiche degli albi e della riduzione delle portate
disponibili. Ecco, in questa altra mappa vedete invece la distribuzione, i pochi punti di distribuzione certa del temolo che sono stati rinvenuti nel corso dei campionamenti. Vado un po' velocemente poi per le altre specie, in modo poi di fare un primo stop dopo questo primo modulo. 2 parole sul salmerino, una specie tipica di lago, il salmerino alpino, quello che veniva considerato fino a pochi anni fa indigeno per l'Italia. Adesso negli ultimi studi pare che nella gran parte dei laghi del Veneto in particolare sia stato transfaunato dai laghi del Trentino. E peraltro in Trentino l'unica popolazione nativa sia quella relativa al lago di Molveno, dalla quale poi pian pianino nel corso dei secoli era stato transfaunato verso tutti gli altri laghi del Trentino e in parte anche in quelli del Veneto. È un bel pesce, molto, molto bello, vedete come livrea, quindi per tutta questa pinnatura rossastra, per tutte le pinne della parte inferiore, e si rinviene esclusivamente in Veneto in pochi laghi. Lo trovate a Misurina, qualcosa nel lago di Centrocalore, qualcosa nel lago di Euronzo, qualcosa nel laghetto di Coldai, ma sono sempre, parte Misurina, sono poche le popolazioni che siano in grado di autosostenersi. Quindi diciamo che è stata una transfaunazione di pochi individui, che non è che abbia avuto un grande successo per quanto riguarda le acque del Veneto. Eccoli qua, in questa immagine vedete un po' dei punti di rinvenimento, sempre con pochissimi individui nelle acque del Veneto. Assieme al semmerino di lago, che è una specie, diciamo, autoctona per l'Italia, ma transfaunata in Veneto, è stato introdotto sempre dalla fine del Novecento per motivi di allevamento, perché è una specie buona per carne, anche questo, il salmerino americano, il salmerino di fonte, molto bello come livrea. Vedete un po' un incrocio fra una marmorata, un affario, un salmerino, a sti colori sgargianti, la marmoreggiatura, punti bianchi e rossi distribuiti un po' in tutto il corpo, che è stato introdotto per motivi alimentari in allevamento, e da qui qualcuno l'ho anche utilizzato per attività di ripopolamento, sebbene si rinvenga in Veneto in pochissime stazioni, 0,5% del totale rispetto al numero delle stazioni campionate, ma in qualche punto è riuscito a insediarsi. Questo è la Valle di Sdente, un punto di campionamento, si chiama Cordevole, questo piccolo torrentello, ma non ha nulla a che fare col Cordevole che sale verso l'Agordino, eccolo qua, ed è il Cordevole della Valle di Sdente, dove si è creato un piccolo nucleo di questi pesci autoriproducenti che ha instaurato una piccola popolazione che si rinviene ormai da una cinquantina d'anni regolarmente. Però per il resto le segnalazioni sono pochissime. Anche il coregone, che è un'altra specie di lago, è stato introdotto per motivi alimentari. Non era una specie tipica dei nostri laghi, è stato introdotto anche questo alla fine del Novecento, proveniente soprattutto dai laghi della Svizzera. In Veneto troviamo il lavarello, che è questo bell'animale che vedete qua, no? È un salmonide che un po' lontanamente ricorda, se volete vedere un salmonide che è un po' una faccia che sta a mezza strada fra il Cavedano e il Temolo, però in realtà questo è soltanto una presentazione così fumettistica, un pesce che ha delle caratteristiche ben definite e che è stato introdotto in Veneto a partire dai laghi della Svizzera, vedete in particolare poi dal lago di Ginevra, dal lago di Bourget, da quello di Aiguelet, se ho pronunciato bene, sempre alla fine dell'Ottocento, in almeno un paio di laghi del Veneto, fra cui soprattutto il lago di Santa Croce, dove c'è una popolazione importante, ed il lago di Garda, dove non ho messo il bollino perché non l'abbiamo campionato nella carta ittica, ma dove è una presenza importante che supporta anche un'attività di pesca professionale che ancora resiste su questo lago, con numeri di pescatori abbastanza cospicui, una quarantina di addetti circa. Quindi presenza molto localizzata in pochi laghi del Veneto. E infine c'è il carpione del Garda, che sarebbe il carpione indigeno endemico delle acque venete del solo lago di Garda. È una specie in fortissimo calo demografico, che si trova solo e esclusivamente nel lago di Garda,
A differenza di altri salmoni, si riproduce in lago, i soggetti geneticamente puri si riproducono in lago, non vanno a risalire in profondità anche, non vanno a risalire gli affluenti per riprodursi, solo che cosa succede? È una specie che peraltro non arrivava storicamente a grandi dimensioni. Qualche individuo arrivava a malapena al chilo, mediamente gli individui più grandi arrivavano a 600, 700, 800 grammi. Però cosa succede? C'è un recentissimo studio che è stato fatto anche su questo tema, che si rinvengono in lago degli esemplari di queste dimensioni. Questa è una foto che ho preso da internet. Questo qua mi pare fosse dato per 3 kg, che sono delle dimensioni spaventose per un carpione. Si è visto recentemente che ci sono alcune popolazioni di carpioni che vanno a risalire i corsi d'acqua, specialmente del versante lombardo, e che hanno acquisito le stesse abitudini produttive delle flotte fario e vanno a fregare lungo i ghiaretti degli affluenti del lago di Garda. Per cui è sorto il dubbio, sono in corso indagini, che magari quello che è stato immesso come ripopolamento, cioè il ripopolamento fatto con carpioni in alcune realtà, in realtà non fossero proprio dei carpioni geneticamente puri, ma che ci fosse una qualche percentuale di ibridismo con altri salmonidi che hanno generato questi individui che probabilmente carpioni del tutto puri non sono. Ma su questo non ho altre informazioni più aggiornate, però so che sono in corso da parte dei colleghi una serie di studi di approfondimento per chiarire questo particolare aspetto. Va bene, io adesso ho impiegato tanto tempo per questo primo modulo dei salmonidi, mi fermerei 5 minuti per lasciare spazio alle vostre domande. Sì, Paolo, hai diverse domande che ti sono state poste da Gabriele, te ne faccio una alla volta, ce ne sono parecchie. Sì. Allora, Freyhof, spero di averlo pronunciato bene, aveva proposto che la Fario padana fosse una specie a sé stante, Salmo celerinus. Lei cosa pensa di questa proposta? Puoi ripetere, non ho capito l'inizio. Sì, allora Frejus aveva proposto che la Fario padana fosse una specie a sé stante, Salmo celerinus. Cosa pensi in proposito? Io penso che gli ultimi lavori pubblicati in tal senso sulla posizione sistematica della trota fario non lo abbiano confermato. Ok. Passo alla seconda. Come viene scelto il materiale di qualità per fare gli allevamenti per i ripopolamenti della Marmorata? Si cerca di mantenere una distinzione fra le popolazioni a livello di allevamento e ripopolamento? Assolutamente sì. Allora, la scelta del materiale da ripopolamento con la Marmorata ha una importanza fondamentale ed è importantissimo avere la certezza della qualità genetica del materiale che si va a emettere. La nuova carta ittica metterà delle regole severissime da questo punto di vista, individuando anche l'origine a livello di bacino idrografico del materiale da immettere. Quindi una trota marmorata che va in Adige non deve provenire dal ceppo del Brenta Machiglione e non deve provenire dal ceppo da individui di ceppo Piave. Quindi abbiamo messo delle norme anche per questo, da questo punto di vista. Quindi gli allevamenti, e in particolare qui mi riferisco agli allevamenti tenuti fino a poco tempo fa da Veneto Agricoltura, ce li ha ancora, o ex Veneto Agricoltura, e Agenzia Veneta per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, e da alcune società di pescatori, dalla forestale, come sapete bene, a Celarda c'è un piccolo allevamento della forestale dove hanno le marmorate di ceppo Piave. Quindi questo tipo di materiale viene prodotto in questi luoghi con la necessità di controllo genetico del lotto dei riproduttori e del materiale prodotto. Va assolutamente evitato l'acquisto del materiale commerciale di marmorata che sul mercato c'è. Se qualcuno digita su Google trota marmorata da ripopolamento allevamento commerciale, ne troverà di disponibili. Quelli non sono marmorate pure da utilizzare, anzi magari sono marmorate pure, ma sono marmorate fritto misto, provenienti dai più disparati ceppi presenti nei vari corsi d'acqua italiani e probabilmente anche sloveni, perché una parte dell'Isonzo, in Slovenia c'è pure là. Quindi per la marmorata vanno scelti con attenzione i riproduttori, devono essere caratterizzati, tipizzati, e le semine vanno fatte per bacino di appartenenza. Ok, grazie Paolo. Ti faccio un'altra domanda.
Una popolazione di marmorata che ha subito ormai una totale introgressione ed è totalmente costituita da ibridi con le fario, ha valore conservazionistico? Anche su questo ci sono tante scuole di pensiero. Ho assistito recentemente a un webinar fatto da Andrea Gandolfi, Istituto MAC di Trento, come esiti, per la presentazione dei risultati della ricerca condotta per la provincia autonoma di Bolzano, dove l'autore valutava anche la possibilità di eliminazione totale degli ibridi in quanto potenziali trasmettitori. Lui l'ha definito uno sciame ibrido di geni, mi pare ricordare, cito a memoria, adesso non ho i documenti, e quindi potenzialmente in grado di perseverare l'ibridazione della specie, anche perché pare che gli ibridi F1 marmorata per fario siano pochissimi. La maggior parte degli ibridi che troviamo sono figli di marmorate per ibridi di marmorata oppure figli di ibrido per ibrido. Quindi è una scuola di pensiero, dice eliminiamoli tutti. Io sono spaventato di questo, se mi chiedete il mio personale pensiero, perché a fronte di stazioni con presenza di ibridi, o meglio, riassumo meglio il pensiero, a fronte della presenza di poche stazioni sul panorama totale del Veneto o del Triveneto, se volete, perché la storia è identica in Trentino e anche in Friuli, a fronte della presenza di poche stazioni con marmorate, e in queste poche stazioni con marmorate ho il 40 o 50% di individui ibridi, se io vado a sottrarre e eliminare tutti gli ibridi, corro veramente il rischio di trovarmi con pochissimi esemplari residui, con popolazioni estremamente ridotte, quindi in prospettiva avrò anche una scarsa variabilità genetica tra i produttori, e soprattutto a livello fenotipico non è assolutamente facile distinguere un ibrido vero da uno finto, o al contrario una marmorata buona da una ibrida. Per cui ho delle perplessità sia dal punto di vista operativo che anche proprio dal punto di vista del valore conservazionistico della proposta di eliminazione degli ibridi, se la domanda era questa. Sì. Un'altra domanda è: le semine dei salmonidi hanno contribuito alla rarefazione degli anfibi e delle lamprede causa predazione? Bella domanda questa. I salmonidi predano anfibi, sì, fanno i loro mestieri, i predatori. Penso anche però che è molto difficile che un predatore estingua la propria preda. E poi non devo aggiungere nulla, ci sono già le misure di conservazione che dicono che nei siti riproduttivi di anfibio non si fanno ripopolamenti. Però normalmente, come voi mi insegnate, insomma, non tutte le acque correnti sono propriamente dei siti idonei per la riproduzione degli anfibi, che magari utilizzano anche laterali, acque corrente, e quindi non sempre l'habitat di questa specie coincide esattamente con quelle dei salmonidi. Quindi direi che una buona individuazione dei siti di riproduzione degli anfibi, che potrebbe essere oggetto di un'altra pianificazione, tipo quella carta etica, potrebbe aiutare a selezionare le aree effettivamente critiche dove si deve applicare la misura di conservazione già prevista da un'altra norma regionale del Veneto, col divieto totale di emissione di specie predatrici di larve o giovani di anfibi, rispetto a altre zone dove questo rischio non c'è, dove si può fare tranquillamente il ripopolamento. C'era una seconda parte della domanda che mi sono dimenticato? Sì, le lamprede, la stessa domanda riferita però invece allora, sulle lamprede qua ho qualche dubbio. Certamente la trota fario e le trote in genere si possono predare qualche lamprede, ma ho anche visto delle stazioni ricchissime di lamprede. Ne cito una sempre perché ci avevo fatto un lavoro purtroppo per me 30 anni fa, quindi vuol dire che ormai sono invecchiato, e col professor Ciani nell'Università di Bologna, che era il rio Pila delle Fontane Bianche a Roreggia, sito che era sempre stato ripopolato con la fario, che aveva delle densità di lamprede di un individuo metro quadro, tantissimo, bellissimo. È stato fatto dopo qualche anno un intervento di risagomatura, hanno eliminato il fondale fangoso del fondo, risagomato il corso d'acqua, riportato la ghiaia in superficie, lamprede zero. Quindi la lampreda teme soprattutto non la predazione della fario, ma la benna della scavatrice dell'operatore che va a fare le risagomature. Quindi certo,
se pensiamo che il ripopolamento in assoluto non si debba fare, quello è anche una scelta di tipo etico o di conservazione integrale, ma se dobbiamo contemperare, come dicevo prima, la pressione di pesca con le necessità di fare degli interventi comunque gestionali della fauna ittica, non penso che sia la semina di trotaffario che ha comportato l'estinzione della lampreda. Mi fermo. La rarefazione della lampreda, perché per fortuna la lampreda, come vediamo fra poco, ce n'è. Di lamprede qualcosina ancora in giro c'è. Ok, un'altra domanda è: esiste una frangia di pescatori che praticano il catch and release rivolta alla marmorata? Come ci si deve rapportare con loro? Benissimo. Ok. Perché sono più bravi. Devo dire proprio come dato statistico, che la maggiore sensibilità, il maggior supporto, perché anche noi tecnici, come tu ben sai, come voi ben sapete, non abbiamo sempre vita facile. Cioè il nostro lavoro è di consigliare, indirizzare l'organo amministrativo che gestisce, perché non sono i tecnici che fanno la pianificazione, i tecnici la propongono, poi è l'amministrazione pubblica che decide se recepirla, emendarla, bocciarla o applicarla. E questo scambio, confronto che c'è con la parte che poi legittimamente fa questo mestiere, perché è stata eletta per fare quel lavoro lì e ha nominato gli amministrativi che fanno il loro mestiere amministrativo di gestione del bene pubblico, i pescatori, questa frangia di pescatori che fanno il catch and release sono quelli che di più aiutano i tecnici nella proposta di soluzioni conservative, quindi ben vengano. Ok, ci sono ancora altre 3 domande. Con la diffusione del Dicherogammarus nel Garda, il carpione, ha la possibilità, scusa, te l'ho fatta malissimo. Con la diffusione del Dicherogammarus nel Garda, il carpione ha la possibilità di continuare a riprodursi con successo o c'è il rischio che si sostenga solo con le emissioni? Devo confessare una mia parziale ignoranza, perché non so se quella specie di gammaride arrivi fino alle profondità dove normalmente i carpioni buoni si vadano a riprodurre. Io non penso che questa specie, però confesso la mia mancanza di preparazione specifica su questo argomento, quindi non vogliatemi se dico delle stupidaggini, quindi non sono in grado, non penserei che possa essere così dirimente la presenza di questa specie nei confronti della riproduzione, una specie che si riproduce molto in profondità, però ripeto, non sono preparato sul tema. Quello che è certo è che il carpione non si può sostenere solo con le emissioni, lo escludo totalmente, soprattutto vanno selezionate anche per i carpioni la qualità genetica del materiale da ripopolamento. Ho fatto vedere prima quella foto di carpioni da 3 kg, quello non è un carpione. Cioè, assomiglia a un carpione, ma secondo me quello non è il carpione del Garda. E quindi la mia preoccupazione è che i giri del materiale commerciale di carpione che non sia all'altezza della qualità genetica necessaria per ripopolare una specie che è endemica e che vive solo lì. Attenzione, se ci giochiamo il carpione lì, ce lo siamo giocati dappertutto, lo estinguiamo. Ok, c'è un'altra domanda da Simone. Sì? Scusami, se posso aggiungere una cosa molto rapida relativamente a questa. Ho lavorato un po' sul Garda io recentemente, e posso aggiungere a quello che ha detto Paolo, che condivido al 100%, che c'è un problema di nicchia termica, perché purtroppo le acque profonde, l'ipolimnio del lago di Garda è aumentato di 2 gradi negli ultimi 15 anni, quindi è possibile che questa specie fortemente stenoterma, cioè che ha bisogno di acqua a temperatura costante attorno ai 6-7 gradi, faccia molta difficoltà ormai a riprodursi a quelle che sono le temperature attuali del Garda. Quindi c'è anche questa problematica, oltre ad una problematica trofica, c'è questa problematica termica estremamente importante, ecco, nello specifico. Ok. Mi sentite? Sì, vai tranquilla. Ok, da Simone c'è un'altra domanda che ti chiede qualche tipo di trend nell'ibridismo faria marmorata, cioè nel senso è aumentato o diminuito nel tempo o è stabile? Abbiamo visto prima i dati, sono Sì. circa il 40% di ibridi fenotipici. Se poi guardo i risultati delle analisi genetiche mi viene male, perché quelle che io avevo dato per buone in campo come
trote marmorate pure, i genetisti mi dicono che metà è da buttare, e io mi alzo sulla sedia, perché a volte non ci credo. Io penso che anche dal punto di vista dell'analisi genetica bisognerà un attimo migliorare quello che stanno facendo adesso, ma c'è già in corso un processo che porterà a tecniche sempre migliori, che perfezioneranno le modalità della genetica. Se devo dare una mia impressione rispetto alla percentuale di individui fenotipicamente ibridi che ho visto in questi ultimi 30 anni di monitoraggio, direi no, più o meno siamo stabili sul tasso di ibridismo. Forse un po' meglio, perché in alcune zone, tipo il Brenta, per esempio, nel fiume Brenta, grazie proprio alla sensibilità di una delle associazioni che ne gestisce un tratto, che è quello padovano, non si sono più seminate fario a partire dal 1990, sono 30 anni di semi. E dal punto di vista della qualità del materiale presente di marmorata, quindi anche della qualità fenotipica, sempre perché non abbiamo fotogenetica, quindi del rilevamento dell'ibridismo fenotipico, diciamo che abbiamo avuto dei buoni risultati, perché la maggior parte delle trote che prendiamo ci sembrano fenotipicamente dei buoni individui di marmorata. Però diciamo che al contrario non è neanche visto questo miglioramento epocale, insomma, ecco, siamo più o meno agli stessi livelli di qualche anno fa. Tendenza al miglioramento, stabile con tendenza al miglioramento. Ok, ti faccio l'ultima domanda per questo primo modulo da parte di Marta. Allora, per l'avanzata delle specie aliene si può fare qualcosa oppure è cosa ormai ingestibile? Ha ancora senso accanirsi sulla loro rimozione, ad esempio? Bella domanda. Allora, che l'alieno sia ingestibile o difficilmente gestibile, d'accordissimo. Una specie che si riproduce tu non la eradichi più, la controlli ma non la eradichi. E quindi per molte specie vedo la cosa molto difficile. Non sono neanche d'accordo nel prevedere delle misure di gestione, misure di gestione conservative, e attenzione, misure di gestione conservative degli alloctoni, perché in cascata generi un mercato indotto. Faccio un esempio. Se noi mettiamo delle misure conservative nei confronti del siluro, perché comunque gestionali, perché comunque è una specie che ha una rilevanza turistica, vengono i tedeschi, dormono sul Po, mettono giù le tende, e la carne di siluro viene venduta nell'Europa dell'Est, ha un valore elevato, necessariamente col tempo ci saranno delle richieste per fare una gestione attiva della specie, perché nel momento in cui avrò una sola pesca della specie, magari domani mi ci arriva pure quello che chiede, beh insomma, l'abbiamo gestita bene, ci dà reddito, perché non ce lo fate ripopolare? Per cui io, da questo punto di vista di prevedere delle misure gestionali conservative per gli alieni, sono un po' preoccupato. Diciamo poi anche un'altra cosa, che ci sono alcuni casi, però vanno valutati caso per caso. Nella carta ittica abbiamo comunque dato alcune misure gestionali per alcuni fra virgolette alloctoni, chiamiamolo così, perché la trota fario, che era autoctona fino all'anno scorso, adesso mi è diventata alloctona, quindi ho previsto delle misure gestionali per la trota fario. Ho previsto delle misure gestionali per il coregone, che comunque a tutti gli effetti è un alloctono. Ho previsto adesso una misura, fra virgolette, di contenimento della pressione sul black bass, sul persico trota, che ha previsto la reintroduzione delle misure minime di divieto, ma si tratta di 3 specie dove abbiamo visto che la diffusione, anche numerica, non ha mai raggiunto caratteri di invasività, come c'è per molte altre specie, quelle che vanno per la maggiore che ho appena citato. In alcuni casi, una di queste, in particolare il basso, mi ha dato qualche buon risultato per il contenimento delle popolazioni di gambero killer e un po' gambero sparchi. Per cui, certo, è un discorso ampio e difficile da trattare, va valutato caso per caso, però in linea generale direi che non lo vedo molto bene. Benissimo. I popolamenti ciclinicoli, o quantomeno i popolamenti delle acque ciclinicole, che sono tutte quelle acque più lento decorso che stanno a valle della zona A che abbiamo descritto prima, cioè tutte quelle acque che stanno al di sotto della fascia delle risorgive dal punto di vista della legge regionale sulla pesca. Quindi diciamo il medio, il corso, la parte diciamo ipopotamale, per capirci, era tutta la parte, o meglio,
tutta la parte del EPI, Meta e Ipopotamon dei vari corsi d'acqua del Veneto. Comunque diciamo, adesso naturalmente se non c'è qualche problema tecnico con le presentazioni non siamo felici. Benissimo, adesso abbiamo risolto. 28 specie di ciprini indigeni, di fauna ciprinicola indigena nel genere, in Veneto, fra cui gobidi, ciprinidi, percidi, acipenseridi, se inseriamo anche lo storione, l'anguilla e altri che adesso vedremo man mano che andiamo avanti. In genere si tratta di popolazioni che hanno una salute piuttosto precaria. Pochi sono quelli che stanno abbastanza bene. Una delle poche che sta abbastanza bene è l'alborella, specie tipica di acque più lente, ama acque lente ricche di vegetazione. Lo stato di salute dell'alborella stabile, fortunatamente ben distribuita. Ecco, qua vedete la distribuzione dell'alborella, a parte qualche spot in qualche pozza in zona A, rappresenta bene quella che è la zona dei popolamenti ciprinicoli del Veneto. Segue di fatto la fascia delle risorgive e poi colonizza tutto il resto dei corsi d'acqua fino alle lagune. L'alborella è uno dei pochi pesci che è in condizioni di stabilità numerica e ancora abbastanza ben frequente in tutti gli ambiti fluviali. In compenso sta male in Garda. Non chiedetemi il motivo perché non lo so, ce ne sono tante ipotesi, ma le alborelle in lago hanno avuto un crollo numerico. Al contrario, nei fiumi le troviamo ancora relativamente abbondanti. Un'altra specie che è ancora stabile, anche se purtroppo poco abbondante, è il barbo comune. Bellissimo come pesce, vedete questa livrea maculata, la bocca infera, 4 barbigli, insomma è il tipico cipino delle acque reofile che un tempo, diciamo sempre nella sua fascia di distribuzione che è un po' a cavallo fra il limite delle acque, il limite superiore delle acque ciprinicole e la parte inferiore delle parti più tipicamente salmonicole, che colonizza proprio perché è un buon nuotatore, è una specie che ha avuto una contrazione numerica importante, ma non recentissima. Già verso la fine degli anni 80 era una specie che è andata in diminuzione. Vedete che l'indice di rinvenimento, che è questa linea rossa, è abbastanza stabile, sempre piuttosto basso, non bassissimo ma basso, e solo recentemente c'è un leggero recupero dei rinvenimenti. Quindi direi una specie stabile ma sempre poco abbondante. Perché poco abbondante? Perché sfortuna sua vive nella zona dove più importante è il prelievo idrico. Questa è una specie che vuole portate importanti, acque ricche, profonde, e quindi la sottrazione di portate e la riduzione della quantità dell'acqua negli alvei della sua zona elettiva di presenza, questa qua, che è molto diffusa, sia per le derivazioni dialettiche che irrigue, ha inciso, secondo me, in modo importante sui suoi indici di abbondanza. Così come un'altra specie bellissima è il barbo canino, Barbus meridionalis, che è una specie molto localizzata. Sostanzialmente in Veneto si trova quasi esclusivamente nel bacino del Brenta e qualcosina in alcuni affluenti minori del bacino dell'Adige. Per esempio il bacino del Cismon è una zona dove si è sempre rinvenuto, è sempre stata una specie abbastanza rara, è comunque, lo è tuttora, è molto localizzata e purtroppo la sua abbondanza è sempre molto molto contenuta, per cui una specie da guardare con estrema attenzione nella sua area di distribuzione, perché interventi importanti di modifica degli alvei nei pochi luoghi di colonizzazione della specie sono la premessa per giocarcelo. Mi raccontavano qualche anno fa i vecchi pescatori diciamo così, del Brenta, che questa specie si rinveniva fino a, non sempre, soprattutto in post periodo di morbida, post brentane, si rinveniva frequentemente anche fino a Campo San Martino. Attualmente la sua presenza in queste zone così basse è praticamente da escludersi, non se ne trovano più da almeno 30 anni. Questo indica anche che in precedenza la presenza di popolazioni molto più ricche nella sua zona dell'Alto Brenta di elezione faceva sì che con le piene primaverile da una popolazione molto ricca con tanti individui qualcosetta arrivasse giù trascinato dalla corrente. La contrazione delle popolazioni anche nelle zone elettive fa sì che questi rinvenimenti nei tratti più bassi siano sempre molto molto rari. Quindi specie rara, purtroppo rimasta rara,
molto localizzata e con grado di rischio per la conservazione abbastanza importante. La carpa invece è un'altra specie, è una specie ancora fortunatamente per lei discretamente abbondante, occupa sempre più o meno il medesimo areale di cui avete visto in precedenza per l'alborella, quindi praticamente tutta la zona ciprinicola. Poi ci sono degli spot in vari laghi, compresi anche laghi montani, ma non è importante in termini di distribuzione. Questa però è una specie che è stata introdotta in epoca romana, quindi diciamo un parautoctono, non è un autoctono, molto importante dal punto di vista della pesca sportiva, è ancora molto diffusa ma in calo numerico costante. I numeri sono in calo, l'indice di presenza tende ad aumentare leggermente nei pochi punti di rinvenimento, perché questi quindi sono collegati anche dalla quantità delle stazioni in cui è stata trovata. E diciamo che ha avuto un calo in questi ultimi 10-15 anni per un motivo molto semplice, perché è stata anche soggetta di un forte bracconaggio che, come non lo dico io perché sia una mia affermazione, ma lo si legge anche dai giornali, c'è tutto un mercato parallelo illegale che porta alla cattura di questa specie per l'esportazione verso paesi esteri dove la carne di carpa è molto richiesta. Da noi non se la fila quasi nessuno la carpa come pesce da mangiare, però nel mercato transalpino, anche nella stessa Germania, nei paesi dell'est, è molto richiesta ed apprezzata. Per cui la notevole presenza che c'era fino a 20 anni fa, 30 anni fa, nelle acque del Basso Veneto di questa specie ha introdotto un mercato parallelo basato molto spesso su pesca illegale, che ne ha contratto in modo importante i numeri. La tinca è un pesce stupendo, è un pesce bellissimo, è un pesce tipico di acque lente, era diffusissima fino a pochi anni fa. Se volete immaginarvi quello che è successo alla tinca, basta guardare la carta di distribuzione dell'alborella. Questa è la carta di distribuzione dell'alborella, questa avrebbe dovuto essere la carta di distribuzione di abbondanza della tinca, e invece la carta di distribuzione della tinca è questa qua. Cioè siamo rimasti ai minimi termini, ed è al contrario, anziché essere attualmente presente nelle zone più vocate, che sarebbero state quelle del Basso Veneto, la troviamo soltanto, o meglio prevalentemente, nelle zone a ridosso della fascia della risorgiva con acque leggermente più fresche. Che cosa incide sulla diminuzione di quella specie? Che è una specie in forte contrazione numerica, con la doppia N l'ho messo, quindi è un errore, ma in realtà ci può pure stare come rafforzativo. Distribuzione in contrazione numerica, come indici presenza nei siti dove è presente, e anche di areale. Hanno inciso l'espansione di molti alloctoni che competono con la sua stessa nicchia, Carassio, la Bramide e altri ciprinidi che hanno la medesima nicchia ecologica della tinca, e probabilmente anche, anzi sicuramente, la progressiva modifica degli alvei e dei canali della bonifica. Fino a 30 anni fa la lavorazione della bonifica avveniva sostanzialmente con mezzi, chiamiamoli artigianali. C'era la motobarca che tagliava le alghe con la bara facciante, diciamo, orizzontale. La sistemazione delle sponde prima dell'avvento della nutria non veniva fatta in modo così diffuso col pietrame di difesa della base delle sponde, non veniva eliminato il cannetto in modo diffuso come si fa adesso, cioè tutti elementi che hanno portato alla riduzione degli habitat di specie per questo pesce bellissimo che di fatto sta quasi scomparendo, a forte rischio. Il cavedro, per fortuna sua, è una specie estremamente adattabile, tollerante a tantissime condizioni ambientali, onnivoro, si adatta bene, è una specie plastica, per cui per sua fortuna, tutto sommato, è uno dei pochi ciprini indigeni che sta abbastanza bene e si rinviene ancora con buoni numeri e in ampia fascia del suo areale di distribuzione. E lo vedete da questi pallini, diciamo che nella zona di acque, diciamo, un po' più lente è sempre stato abbastanza scarso, un po' in calo in questa zona, ma tutto sommato nella media è una specie che possiamo dividere in uno stato come stabile, come tendenza stabile, quindi non vediamo segnali di contrazione, e in alcuni punti anche localmente abbondante. Il gobbione è un bellissimo pesciolino,
molto simile ai barbi, se volete, se ne distingue per le dimensioni molto più piccole, 2 soli barbigli anziché i 4 che ha il barbo. Sta sia in acque mediamente veloci che anche in acque più lente, basta che mantengano ancora un fondale abbastanza sabbioso, quindi non proprio acque fangose. E diciamo in questi ultimi anni, come vedete, come si può apprezzare anche da questi grafici, è una specie che ha avuto un leggero incremento, ma ci si è posti il dubbio, e questo poi è un altro tema legato alla ridefinizione della sistematica dei pesci, che gli individui che troviamo in giro adesso non siano proprio delle popolazioni o se volete della specie tipica del bacino padano, ma che siano figli di individui accidentalmente immessi nelle nostre acque, fravvisti a materiali di ripopolamento e provenienti da materiale transalpino. Però non c'è una ricerca genetica che lo confermi, questa sarebbe da approfondire. Quindi diciamo che ci sentiamo, non mi sentirei di dire nulla in merito alla presenza di queste popolazioni alloctone in attesa di fare degli approfondimenti genetici. Comunque una specie sempre presente con numeri molto bassi, in leggerissimo incremento di distribuzione. Ecco la lamprella, bellissima. Lamprella padana, specie endemica, stupenda, ciclo di vita bellissimo, fase larvale per 4-5 anni, poi metamorfosato, si riproduce tra l'altro con un percorso riproduttivo bellissimo da vedere, con tutto un rituale di accoppiamento particolare, depone le uova e muore, e lì finisce il suo ciclo. Specie legata soprattutto alla fascia delle risorgive, sicuramente in fortissimo calo. Vedete una distribuzione concentrata soprattutto nella zona, nella ridottissima fascia compresa fra le province di Vicenza, Padova e Treviso, con qualche spot nel Veronese, alcuni punti di presenza in Adige e qualcosina in provincia, ai confini fra la provincia di Vicenza e Belluno. Come dicevo prima, sicuramente una specie in contrazione, molto localizzata, molto di più rispetto al passato, ma su questa specie ha inciso in modo sostanziale gli interventi di modifica degli alvei fluviali. Questa specie, alvei risagumati e scavati e sui quali si interviene meccanicamente in modo ripetuto, non gli piace. E quindi abbiamo perdita di popolazioni intere, come nel caso della pila delle Fontane Bianche che vi dicevo prima, dove è stata sterminata di fatto una popolazione. L'Alaska, alto pesce in fortissimo calo rispetto a 50 anni fa. Se pensate che sul Piave facevano le feste per la pesca dell'Alaska, la marcandola come si chiamava, perché è una specie che in periodo riproduttivo è gregaria, si raggruppa in grandissimi gruppi che si spostano longitudinalmente lungo l'asta fluviale per raggiungere gli areti di deposizione, e in queste occasioni venivano delle pesche miracolose, fra virgolette ovviamente, no? Tanto che davano luogo era una festa quasi per le popolazioni di Alaska. Adesso è estinta quasi, se ne trovano veramente sulla punta delle dita di 2 mani nell'arco di tutti i campionamenti della carta etica. Ha inciso in modo importante la frammentazione della continuità fluviale. È una specie che risale i corsi d'acqua per trovare i cicli riproduttivi idonei, e le scale di rimonta ce ne sono pochissime o addirittura non ci sono. Quindi l'interruzione dei principali alvei fluviali che colonizzavano Piave, Brenta, per dire i principali, ha sicuramente inciso in modo negativo sull'efficienza del processo del raggiungimento dei siti riproduttivi per la specie. La pesca, ma non recentemente, in passato, sono una specie da tanti anni tutelata, e la riduzione delle portate in alveo potrebbe essere un altro degli elementi che ha inciso negativamente. C'è qualche piccolo segno di speranza, perché abbiamo cominciato a rinvenire
a ritrovare di nuovo in qualche corso d'acqua, tipo sull'Alto Brenta, individui che fino a pochi anni fa erano scomparsi. Comunque una specie anche questa in pericolo critico, non solo in Veneto, ma un po' in tutto il resto del bacino padano. Più o meno destino simile alla savetta, che praticamente vicaria la lasca nei corsi d'acqua a maggior portata, o meglio a maggior profondità nella parte inferiore dei corsi d'acqua. Quindi tipica del tratto inferiore dei corsi d'acqua con maggiore portata, rinvenimenti sempre molto molto rari rispetto al passato, qualche piccola speranza del fatto che, vedete qua, in Veneto orientale da un po' di tempo a questa parte c'è una serie ripetuta di segnalazioni di catture di questa specie, le abbiamo trovate anche noi con la metropesca, però sempre numeri infinitesimali rispetto a quelli che c'erano 30 o 40 anni fa. E se guardate qua i punti di rinvenimento della specie, le frequenze di rinvenimento sono veramente tendenti allo zero. Ed era una specie che era abbastanza diffusa soprattutto in tutta la zona della bassa pianura, quindi praticamente un areale quasi simile a quello dell'alborella che abbiamo visto all'inizio come specie meglio conservata fra tutti i ciprini del Veneto, con la sola differenza che magari lei prediligeva solo all'interno di quella zona i corsi d'acqua con profondità e portate maggiori, non è un piccolo pesce da fossato, cioè sta in corsi d'acqua con portate importanti, però numeri bassi in contrazione. Idem per il pigo, areale di distribuzione praticamente sovrapponibile con quella della savetta, problemi similari a quella della savetta. È una specie che si trova anche nei laghi, in particolare a Santa Croce c'è una bella popolazione ricca, lì fortunatamente sta bene e si conserva bene, mentre nel resto del territorio è un disastro. In 200 stazioni in zona potamale abbiamo trovato 2 individui in tutto. Quindi specie rarissima e in forte contrazione. Era una specie, anche se ho qualche segnalazione, questi sono rinvenimenti diretti con lo storicitore, ho qualche altra segnalazione del pigo per onestà e completezza di informazioni che mi provengono del Bacchiglione, del canale Brentella intorno a Padova. Qualche individuo, per esempio, chi conosce la zona, il Bacchiglione era una zona tipica per la specie, c'era anche un sito riproduttivo notissimo del pigo che andava a risalire il Tesina Padovano, il comune di Besano, quindi risaliva dal Bacchiglione, andava sui Viareti del Tesina per andarsi a riprodurre. Lì era una zona dove la specie si trovava regolarmente. Ormai segnalazioni sporadiche, quindi specie rarissima in forte contrazione. Quello che è strano è che anche specie comunissime, plastiche, tolleranti, che sopportano acque anche moderatamente inquinate, quindi non certo un animale esigente, come per l'appunto lo è la scardola, è una specie che purtroppo è andata in contrazione numerica e anche di areale clamorosa nell'arco di 20 anni, 30 anni. Se voi guardate la frequenza di rinvenimento, vedete questo numero qua. L'abbiamo trovata il 17-18% delle stazioni di zona avvocato, quando un tempo era una specie ubiquitaria. Per chi ha la mia età e da bambino andava a pescare, provava ad andare a pescare alle elementari, era il primo pesce che si prendeva e ti diceva: ma tu non sei il bambino, non sei capace di pescare, prendi solo scatole. Adesso è diventato raro. Guardate, in Polesine, tutto il Polesine, la zona del Polesine, della Bassa Padovana, che un tempo era una zona dove ce ne prendevano a centinaia in una giornata, è praticamente diventato quasi una eccellenza trovare una scardola in quei corsi d'acqua. Su questo penso incida quello che dicevo prima, l'eliminazione della gestione riparia, banalizzazione delle sponde, difese fatte con sasso delle sponde anche di canali di bonifica, i trattamenti chimici in agricoltura probabilmente hanno avuto il loro peso e altri motivi similari che ha portato una specie comunissima ad essere praticamente
quasi estinta, oltre la metà del suo areale tipico della distribuzione nel Basso Veneto. Il griotto, che è un altro pesciolino, diciamo così, che molto spesso vive in simpatria con la scardola, ed è anche uno dei pesci qua che ha cambiato nome recentemente. Io lo chiamo ancora Rutilus erythroctalus sensu zerunian. In realtà con le ultime rivisitazioni sistematiche lo troverete richiamato con altri nomi, da Rutilus aura o a qualcos'altro, insomma, manco più mi ricordo, e si salva con indici numerici ancora segnalativi soltanto nella fascia, non dico delle risorgive, ma più prossima alle risorgive, dove abbiamo delle temperature, delle acque che non hanno quelle forti escursioni termiche che diciamo più comuni nella zona della bassa pianura, che limitano fortunatamente la presenza di molti dei piccoli allottoni invasivi che praticamente gli hanno fregato il posto nella zona della bassa pianura. Quindi direi che questa specie, che è in forte contrazione in tutta la fascia planiziale, ma che resiste nell'intorno della fascia delle risorgive, solo perché in quella zona, probabilmente per questioni di termia delle acque, molti degli allottoni che competono con questa specie nella zona più bassa, maggiormente planiziale del Veneto, gli hanno consentito, insomma, di ricavarsi, di mantenere il suo spazio, proprio perché lì questi ultimi arrivati ancora non danno luogo a presenza di popolazioni così importanti numericamente come nel Basso Veneto. Il vairone invece ha una tendenza contraria. Il vairone è una specie di acque più veloci rispetto al triotto, si incunea in profondità anche al di sopra della zona A delle acque salmonicole. Se vi ricordate, il confine fra le acque ciprinicole e salmonicole sostanzialmente era più o meno a questa altezza. Il vairone, marcia anche dentro le acque salmoniche, ovviamente non raggiunge le zone con le pendenze maggiori, diciamo così, del bellunese, diciamo da Belluno in su, oppure dell'Alto Vicentino, tanto per dire le zone con acque molto veloci, però insomma si insinua anche all'interno di queste acque. Ed era una specie che fino alla fine degli anni '80, vedete, era praticamente quasi assente in Veneto. Si trova qualcosina solo nel Bacchiglione. Adesso sta ricolonizzando ampia zona del Veneto centrale. Probabilmente si tratta di popolazioni che si sono ricreate a seguito di traslocazione di nuclei di individui provenienti dal Veneto, dalla Lombardia, dal Trentino, frammisti al materiale insigne. Una specie che è abbastanza comune, soprattutto in Lombardia, da dove proviene molto il materiale del popolamento che si mette nel Veneto, salmonicolo, e probabilmente in mezzo alle acque di scarico delle vasche con le quali portavano le flotte, un po' di vaironi se ne sono andati e hanno ridato luogo a una ricolonizzazione di questa zona del Veneto centrale che fino agli anni 90 di fatto era dove la specie era poco o nulla presente. Quindi se lo vediamo dal punto di vista che possa trattarsi di popolazioni trasfaunate, va vista in male. Se lo vediamo come ricolonizzazione o ripopolamento con una specie comunque indigena per il Veneto, con popolazioni provenienti da regioni contermini, quindi probabilmente con caratteristiche genetiche abbastanza simili alle nostre popolazioni, ben venga. Non ci sono indagini genetiche sul vairone, quindi non saprei poi entrare un po' più in dettaglio sulla eventuale differenza di queste neopopolazioni rinvenute nel Trevigiano e anche nel Padovano rispetto al nucleo storico dei varoni che fino agli anni 80-90 si trovava soltanto in Bacchiglione. Su Lucio c'è un altro bel discorso a fare. Abbiamo abbandonato adesso i cibrinidi e parliamo di esocidi. Questa foto che riporto qui è di un bellissimo esemplare con livrea tipicamente padana, quindi quello che adesso nella edizione sistematica più corrente non è più Esox lucius, ma Esox cisalpinus. E quindi, o se preferite, in questa edizione Esox lucius di ceppo padano. È una specie
in forte contrazione numerica. Vedete, i punti di rinvenimento sono ancora ampi, ma sempre molto piccoli, quindi vuol dire lo troviamo, ma sempre con pochissimi individui. Zona di distribuzione sostanzialmente zona di acque lente, con qualche spinta verso la zona di acque più correnti, ma mai con elevate, che mai però presentino elevate pendenze. È una specie che comunque è sostenuta da ripopolamenti, per cui si cerca di sostenere quei ripopolamenti. Anche per il luccio la carta ittica ha previsto delle misure di controllo del materiale da semina, prevedendo un controllo rigoroso dal punto di vista genetico del materiale che arriva, perché purtroppo, pur con l'intento nobile di sostenere la specie, sono stati introdotti molti individui, più o meno legittimamente, di ceppo danubiano, che purtroppo per il nostro luccio, popolazione di ceppo italiano, oppure se volete di specie Cisalpinus, che sono ancora interfecondi tra di loro, e quindi abbiamo molti soggetti che presentano livrea ibrida. Quindi abbiamo anche per questa specie o per questa popolazione, a seconda di come vogliamo chiamarle, dei forti problemi di ibridismo col ceppo o con la specie danubiana. Quindi specie in calo numerico, in contrazione di areale e con problemi di ibridismo con la specie transalpina. Quindi diciamo tutt'altro che futuro roseo per questa specie. Persico reale, anche su questa specie c'è stato un forte dibattito per decidere se sia effettivamente un indigeno o una specie transfaunata o para-autoctona. Le ultime assunzioni sarebbe più propensa a dare un'origine per riconsiderare questa specie come para-autoctona per il Veneto, quindi non proprio come una specie nativa. Non ha mai avuto una grande abbondanza nei corsi d'acqua del Veneto. Diciamo che dal punto di vista dei numeri è sostanzialmente stabile rispetto al passato. Si trova in non tanti punti e mai con popolazioni particolarmente abbondanti, però sostanzialmente stabili rispetto al recente passato. Selezione in corsi d'acqua, vive preferenzialmente in quelli con portata maggiore. Un altro bellissimo pesce è lo spinarello, anche lui molto legato alle risorgive, praticamente le segue quasi. La distribuzione del spinarello mi descrive quasi la linea delle risorgive, oltre che essere presente in qualche lago. È una specie molto sensibile dal punto di vista ambientale, corsi d'acqua di piccole dimensioni, preferibilmente ricchi di vegetazione, fondi sabbiosi, almeno qui in Veneto. Poi ci sono altre popolazioni, non so, in Sardegna, che vivono quasi in acqua salmastra. Qua da noi comunque storicamente è distribuito nell'intorno della fascia delle risorgive, dove comunque è in calo. I motivi del calo sono i medesimi che ho esposto prima per quanto riguarda la lampreda, sostanzialmente modifica delle caratteristiche di naturalità degli alvei, quindi specie localizzate dal punto di vista dell'areale di distribuzione e il calo numerico. Anche questa, come la lampreda e come per tutti i gobidi che dovremmo vedere, ma questo è ancora lo scazzone, che vedremo vedere poco più avanti, è una specie che ha necessità che vengano fatte delle misure tese a conservare soprattutto gli habitat. Non è una specie di interesse per la pesca, è una specie che ha bisogno di ambienti buoni. Lo scazzone invece, cotide, va spesso a braccetto con le trotte. Difatti vedete che è una specie che colonizza sostanzialmente le acque di zona A, di zona salmonicola. È in calo numerico, diciamo che gli indici di abbondanza tendono leggermente al calo, ma fortunatamente abbastanza stabile come livello di diffusione. Quindi direi una specie che sta abbastanza bene, ma che però dobbiamo continuare a mantenere in queste condizioni, soprattutto dal punto di vista dell'integrità degli alvei. Quindi diciamo un segnale di allarme limitato per questa specie. La cagnetta è una specie molto particolare, diciamo che in Veneto, che è sempre stata abbastanza rara in Veneto, quindi non è una specie che sia stata molto diffusa, è soltanto presente nelle acque venete
nel lago di Garda e nel Mincio, che sostanzialmente è l'emissario del lago di Garda. Quindi direi che questa specie è una specie che è sempre stata rara, è localizzata, poco abbondante, ma lo è sempre stata, per cui direi che sostanzialmente non abbiamo segnali di diminuzione in questi ultimi 30 anni per questa specie. Così come, adesso qua rientriamo nel discorso dei gomidi, come dicevo prima, questi piccoli bentonici hanno un po' una situazione diversa, mentre il ghiozzo comune mantiene ancora un'abbondante distribuzione sia nella fascia delle risorgive che in buona parte della fascia planiziale, escludendo soltanto i corsi d'acqua più francamente potamali, canali, sostanzialmente una gran parte dei canali dei Polesi della bassa padovana, e si mantiene sostanzialmente in buone condizioni, soprattutto nella fascia pedemontana, anche se, come vedete, i numeri dei rinvenimenti sono in calo, ma indirizzati soprattutto in questa fascia della regione Veneto, i numeri, la frequenza l'indice di rinvenimento sono ancora buoni. Quindi diciamo una specie che sta sostanzialmente discretamente bene come numeri. In una parte del territorio del Veneto trova ancora dei numeri importanti, nella parte più bassa del Veneto abbiamo dei segnali di una leggera riduzione, ma tutto sommato una specie ancora abbastanza comune. Cosa che invece non si può dire per il panzarolo, che è un altro gomide molto più esigente dal punto di vista ambientale, frequenta la fascia delle risorgive e quindi ha è molto localizzato come distribuzione, e nei punti di presenza purtroppo in questi anni è stato registrato come specie in calo numerico. L'indice medio più o meno si mantiene stabile, ma i punti di rinvenimento sono calati in modo abbastanza importante, per cui questa specie è endemica, direi, localizzata in calo e con un focus da farci sopra, perché è comunque una specie a rischio. Più o meno il discorso che abbiamo appena fatto per i gobidi va bene anche per i cobitidi, di cui c'è il cobite comune, che è una specie un po' più diffusa rispetto a quello che vedremo poi, le altre due specie che vedremo successivamente, e abbastanza localizzato, anche questo preferenzialmente localizzato nell'intorno della fascia delle risorgive, che comunque rappresenta la zona dei canali meglio conservati, un po' meglio conservati rispetto al resto delle acque del Basso Veneto, anche se per molte specie gli interventi di manutenzione hanno comportato delle riduzioni importanti di numeri, e a fronte di numeri insomma abbastanza buoni per il cobite comune, abbiamo invece dei numeri estremamente ridotti per il cobite mascherato, che è una specie molto molto rara, estremamente localizzata e con numeri bassi dappertutto. Purtroppo erano bassi anche, sono sempre stati bassi negli ultimi 30-40 anni, per cui diciamo che ho dato stabile dal punto di vista numerico, ma comunque su valori molto 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 bassi. Il barbatello invece è una specie che ha una diffusione sostanzialmente limitata alla parte, diciamo così, più veloce del fiume Adige, quindi diciamo sostanzialmente nell'Adige veronese, dove è comunque sempre stata presente con numeri abbastanza contenuti. Qua vedete degli sbalzi nei grafici di abbondanza, di rinvenimento, ma sono legati al semplice fatto che lo abbiamo sempre trovato in 3-4 stazioni. Quindi è una specie che era rara, è rimasta rara ed è molto localizzata, dicevo appunto, limitata sostanzialmente all'Adige e a qualche suo affluente. Siamo arrivati verso la fine, ormai ho sforato anche i 15 minuti, per cui vado a concludere. L'anguilla, ancora dell'anguilla si è detto molto, sicuramente avete sentito molto parlare di questa specie che comunque è in calo generalizzato a livello globale. In Veneto è sostanzialmente ancora relativamente diffusa, ma rispetto al passato in calo numerico, diciamo che la si rinviene frequentemente, ma mai con popolazioni molto abbondanti, quindi ancora ben presente, ma con numeri bassi. Della cheppiera non ne parliamo quasi neanche, nel senso che è comunque una di quelle specie che vive la maggior parte della sua vita in mare o nelle acque lagunari, risale in fiumi per deporre le uova. Importante è la risalita nel Brenta, nel Canale Bianco, nel Po, diciamo Piave, Livenza, per cui
dove un tempo se ne rivenivano veramente grandi numeri. Adesso noi l'abbiamo pescata soltanto in un posto qui sul Piave, altre segnalazioni ce l'ho comunque per il Po, Canal Bianco e Brenta, ma sempre con numeri bassissimi. Questa è una specie che è in fortissimo calo numerico e su cui esiste un po' una distonia fra le norme di conservazione, perché mentre nelle acque interne è una specie protetta, a mare la possono ancora pescare. Tra l'altro è un pesce che spunta di prezzi bassissimi sul mercato e a mare fanno grandi catture di queste specie, per cui andrebbe un attimo ragionato anche col Ministero se estendere la misura di divieto di pesca a questa specie anche nelle acque marine, oltre che nelle acque interne di competenza della regione. Lo storione Cobice, arriviamo verso la fine, rinvenimenti episodici ma che fortunatamente si ripetono regolarmente. La specie ha ripreso un po' il suo areale di presenza grazie a un importante progetto LIFE fatto negli anni 90, il LIFE Cobice, semine di tanti individui, molti microcipati e si rinvengono con una certa regolarità, si catturano. Adesso qui ho segnalato solo la cattura diretta, ma abbiamo segnalazioni di cattura un po' in tutti i corsi d'acqua del litorale. Diciamo che è una specie che da rischio di estinzione si è portata su una condizione di rarità, ma sostanzialmente stabile, quindi è uno di quei pesci dove gli interventi di popolamento hanno dato un qualche risultato. Correvamo il rischio di perdercelo, quindi di darcelo come estinto, così come è successo per i suoi, tra virgolette, fratelli, Storione Cobice e Storione Ladano, che possiamo considerare invece localmente estinti. Questa immagine ve l'ho già fatta rivedere prima, questa è la slide di chiusura, e però alla fine vorrei darvi così anche una notizia simpatica, diciamo, per quanto riguarda un'altra specie che potevamo considerare quasi estinta, che è la lampreda di mare. Sulla lampreda di mare, che per molti sulla fine degli anni '80 veniva data quasi estinta, la lampreda di mare che non vive solo in mare, poi sai, i fiumi, e recentemente ci sono diverse segnalazioni di cattura comprovate anche con video, sia nella zona del Basso Torese, quindi Fonte del Caleri e Albarella, sia altre segnalazioni fatte intorno a Venezia, ci sono le pubblicazioni del museo fatte proprio a riguardo a questa specie, così come nel Veneto orientale. Quindi, sebbene parliamo sempre di individui che si contano sulla punta delle dita di due mani, però abbiamo il ripetersi di segnalazioni di presenza, che questo lascia ben sperare sul recupero di una specie che per molti versi fino a una ventina di anni fa si dava ormai quasi per persa. Bene, mi fermo, ho parlato troppo, grazie a tutti. Grazie a te Paolo anche per aver presentato tutti questi dati così attuali. E posso subito farti un po' di domande, ne sono arrivate diverse anche per questo secondo modulo e ovviamente immagino che non riusciremo a proseguire poi oltre queste domande, però magari se qualcuno ti vuol fare qualche domanda sulle specie aliene, insomma. Benvengano. Esatto, benvengano. Allora, parto con la prima da parte di Gabriele. La diffusione della carpa dopo il 1500 ha contribuito alla rarefazione della tinca, o è principalmente colpa dei lavori in alveo e dei nuovi alloctoni? Quanto parere? Io non sarei così sicuro che la presenza della carpa avesse influenzato la distribuzione della tinca, anche perché la carpa è stata introdotta in epoca romana, quindi parliamo del primo secolo d.C. Queste sono le informazioni. Io direi che la tinca è crollata per la competizione da parte degli esotici, come dicevo prima, per la modifica degli alvei, la riduzione della vegetazione acquatica, la modifica degli habitat di sponda, che era un sito riproduttivo importante per quanto riguarda questa specie, l'utilizzo di molti prodotti in agricoltura. Fino a 20 anni fa il disseccante, io spero che non lo facciano più, ma vengono trattati le bordure dei corsi d'acqua, anzi quasi a contatto col glifosato. E non sta a me spiegare che se il glifosato possa avere degli effetti importanti sulla riproduzione dei pesci, non sono in grado di dirlo, ma sicuramente bene non li ha fatto. Ne cito uno a caso, ma ci sono 1000 altri prodotti che potrebbero aver inciso, per cui direi che è la modifica del contesto ambientale che ci ha fatto quasi perdere la tinta.
più che la presenza della carpa con la quale conviveva da 2000 anni. Grazie. Il noto ibrido Cavedano arborella è stato rinvenuto in Veneto? Se sì, in che ambienti? Ci sono relazioni con le modifiche ambientali? Io non ne ho prese, quindi non sono in grado di darvi una risposta, magari saranno altre segnalazioni, ma noi purtroppo non ne abbiamo catturati nel corso dei monitoraggi. Quindi se il collega, l'amico che ha fatto la domanda magari ha qualche dato, può dare lui un'informazione su dove l'ha trovato. Io purtroppo no, questo non l'ho campionato. Rinvenuto. Ok, passerei alla domanda successiva, magari poi insomma potete anche contattarvi, magari può anche contattarti via email. Una buona email, rispondo. Esatto. Anche il Luccio ha una serie di seguaci dediti al catch and release. Anche loro sostengono il ripopolamento e si fanno sentire? Sì. Anche il mondo del Luccio il mondo di pescatori a Luccio è molto sensibile e fanno lo stesso lavoro che fanno gli amanti della pesca alla marmorata, cioè molto spesso sostengono le scelte tecniche, non sono contrari a scelte di tipo conservativo. Quindi svolgono un egregio lavoro. Qualche volta li devo limitare perché sarebbero un po' tentati per spingere con tanti ripopolamenti. E come ho detto in altre occasioni, insomma, il Luccio va sostenuto, però dobbiamo sostenerlo con ripopolamenti di qualità, selezionando attentamente il materiale assegnato. Ok. Un'altra domanda, sempre da parte di Gabriele, è: il Gaster rosteus era più diffuso nei decenni passati anche in ambienti non da risorgive, tipo acque calde e atrofia discretamente elevata? Sì, confermo. E lui poi prosegue dicendo: ho sentito anziani che lo ricordano anche in acque calde. Se era presente in questi ambienti, qual è la causa di questa rarefazione? Ma l'abbiamo fino a un po' di qualche... Adesso ho detto che si è mantenuto, adesso nella fascia delle risorgive, che è una zona un po' elettiva in Veneto, ma segnalazione dello spinarello anche per le acque del Basso Polesine, Rosolina, per esempio, l'avevamo segnalato. Qualche segnalazione ce l'abbiamo, in Sardegna, pare anche in Sicilia, si trova anche quasi a contatto con le acque, anche in acque salmastre. Io penso che la riduzione in Veneto, che quello che conosco meglio, sia legato agli stessi motivi. È una specie che dal punto di vista ambientale è esigente, sensibile, quindi la modifica degli alvei che adesso è andata a influenzare la presenza anche di specie molto tolleranti come la scardola, a maggior ragione, molto prima che andasse a intaccare la stessa scardola, ha intaccato la distribuzione dello spinarello, quindi direi sostanzialmente modifiche ambientali e concorrenza ovviamente dei piccoli esotici invasivi. Ti faccio l'ultima domanda da parte di Gabriele, che è possibile che i cobididi vengano sottostimati a causa delle loro abitudini fossorie che possono renderli difficili da catturare? Certo, tutti i pesci bentonici sono difficili da campionare, però siccome negli ultimi 40 anni abbiamo sempre utilizzato, 30-40 anni almeno, sono stati utilizzati sempre i medesimi metodi di censimento scientifico, cioè pesca mediante elettrostorritore, e a parità di sottostima, devo dire che la sottostima standard indica un decremento, quindi sottostimiamo le catture, ma nelle sottostime i numeri che troviamo adesso a parità di sottostima sono molto più bassi rispetto a prima, almeno soprattutto per il mascherato rispetto al cobite comune, ma anche il cobite comune comunque è in cala. Ok, questo vale un po' per tutti, cioè tutte le specie bentoniche sono difficili a campionare, cioè scazzone, ghiozzo comune, panzaroli, i cobiti in genere, sono tutte fra gli esotici, il pesce gatto è una specie che è più difficile da campionare rispetto a un cavedano, risponde anche meno, ma anche per motivi tecnici, queste specie che stanno, specialmente le specie che stanno su fondi fangosi, il fondo fangoso conduce bene la corrente elettrica, a differenza di un fondo sassoso, per cui la forza che si ha con la pesca elettrica, cioè la capacità di generare
una differenza potenziale testa-coda del pesce, che è quello che ti consente di attrarlo, di narcotizzarlo, di indurre elettronarcosi. Se io ho un fondo che conduce molto, avrò una dispersione della corrente anche a livello del fondale, e magari il valore della conduttività del fondale è quasi superiore a quello che c'è nei fluidi corporei del pesce, per cui la corrente preferisce passare attraverso il fondo che attraverso il pesce, quindi ho anche dal punto di vista tecnico dei problemi maggiori per la cattura del pesce, quindi sicuramente sono tutti numeri sottostimati per i bentonici in genere. Ok, grazie Paolo. Una domanda vorrei fartela io, ed è relativa a... Tu hai citato che la semplificazione degli alvei, dei corsi d'acqua in generale, sta praticamente minando la conservazione di molte specie, tra cui la tinca, la lampreda, l'allasca, ma anche di specie, l'hai appena detto poco fa, no? Come la scardola, che sono più ubiquitarie. Rustiche. Come? Rustiche. Esatto, più rustiche. Ovviamente queste modificazioni ambientali colpiscono tanto i pesci quanto gli anfibi, lo vediamo sempre, no? Ma anche altre specie, per esempio di mammiferi. A tuo avviso comincia ad esserci un cambiamento nella gestione dei fiumi anche da questo punto di vista, oppure no? C'è ancora molta strada da fare, perché l'impressione è la seconda. Brava, mi hai rubato le parole di bocca, l'impressione è la seconda. Sono molto preoccupato da quello che vorranno fare con i famosi fondi che arriveranno a pioggia prossimamente per il, come si chiama, Recovery Fund o piano di rinascita, ricrescita, cos'è che l'hanno detto? Ecco, arriveranno tanti soldi, c'è tutto un dibattito in corso, se guardate in rete, no? E soprattutto dalle associazioni che si occupano di fiumi, perché pare che molti di questi fondi andranno sulla difesa idraulica, e la difesa idraulica in genere va verso degli interventi in alveo che non sono quelli che noi ci aspettiamo, che vanno verso la banalizzazione e la semplificazione degli alvei, non verso la rinaturazione. Quindi vedrei con occhio piuttosto abbattuto il futuro. Speravo non lo vedo roseo. Speravo che tu mi dessi una buona notizia. No. E ti faccio un'altra domanda molto al volo, di una curiosità mia, che magari per voi teologi è una cosa molto comune. Tu hai citato all'inizio ancora che il 35%, diciamo che le specie aliene sono aumentate tantissimo, e negli ultimi anni ancora di più, no? C'è stato un aumento del 35%, mi sembra che tu abbia citato, in meno di 30 anni. Il cambiamento climatico, quindi il fatto che anche le acque possano arrivare, tu dicevi che il limite, no, è quello delle acque molto fredde a nord. Pensi che questo cambiamento climatico possa influire anche poi nella maggiore diffusione ancora di queste specie? Io spero di no, cioè io spero che non sia, cioè io spero che non avremo dei cambiamenti climatici così importanti da andare a cambiare il regime termico anche delle acque della fascia delle risorgive, che sono acque che restano stabili tutto l'anno, perché sarebbe veramente una cosa clamorosa. Sicuramente dai dati che abbiamo si vede che la distribuzione di tanti alloctoni, che adesso non abbiamo visto in questa lezione, ma ne potremmo proiettare qualcuno, trova una specie di limite a ridosso della fascia delle risorgive, si fermano un po' qua al di sotto. Quindi sicuramente se il processo del riscaldamento fa sì che, non dico tutte, ma almeno la parte più bassa, perché l'acqua dalla risorgiva esce fra i 12 e i 14 gradi nell'arco dell'anno, quindi è abbastanza stabile nella fascia 12-14. Poi man mano che si allontana dalla risorgiva, scendendo, proseguendo verso valle, le acque dei corsi d'acqua di risorgiva tendono ad avere degli sbalzi maggiori di temperatura nell'arco dell'anno. E quindi adesso abbiamo una prima parte subito a valle delle risorgive che ha una certa dimensione e lunghezza. Ovviamente se progressivamente la temperatura sale, andremo a contrarre sempre di più questa zona dove c'è, diciamo così, una oscillazione più moderata delle temperature, quindi prestando un po' il fianco alla possibilità di un aumento progressivo dell'areale di molte delle specie degli alloctoni che citavo prima. Quindi, però, insomma, non penso che questo avverrà in breve termine.
Faccio solo un flash, poi chiudiamo, su come il cambiamento climatico incide sui pesci. Un caso tipico è la carpa. La carpa ha anticipato il proprio periodo di frega rispetto a 50 anni fa, minimo di 15-20 giorni, se non di più. Storicamente il periodo di divieto della carpa, che coincideva col periodo riproduttivo, iniziava più o meno i primi di maggio. Adesso abbiamo carpe in frega già agli inizi del mese di aprile. Tanto che questa nuova carta ittica sposta indietro di un mese rispetto a prima il periodo di inizio e il periodo di divieto della pesca alla carpa. Quindi la carpa agisce, cioè inizia la riproduzione quando sente il recupero delle temperature delle acque dopo la stagione invernale. Quindi il fatto che anticipi di un mese la riproduzione un suo significato ce l'ha, e io lo vedo solo legato al climate change. Grazie. Passo adesso la parola a Piero, che conclude, e ti ringrazio per la bellissima presentazione. Sì, allora io ho trovato questa conversazione estremamente stimolante. Credo che sia bene dare un limite temporale a questi interventi, però chiaramente se io dovessi andare dietro alle mie sensazioni, parlerei tutta la serata di queste cose, perché in realtà Paolo ha sollevato una serie di problemi di gestione faunistica, nello specifico dei pesci, che sono cogenti e del tutto attuali. Credo che, diciamo, avere avuto questo quadro così aggiornato, così esteso e così dettagliato sia una cosa unica. La carta ittica deve essere ancora, credo che sia questa una primizia che ci ha fatto vedere, visto che la carta ittica credo che debba essere ancora divulgata, insomma, sia nella fase, diciamo, adesso di chiusura. Quindi senz'altro siamo sul vulnus, perché questo è un vulnus faunistico che viene sottovalutato. Un elemento fondamentale della biodiversità europea sono i pesci di acqua dolce, e ragazzi li stiamo perdendo tutti. E l'altro aspetto che Paolo non ha sottolineato, ma dico io un po' da professore, è che l'Italia ha la più elevata biodiversità. Noi siamo un hotspot di specie di acqua dolce e le stiamo perdendo tutte. Gli altri paesi europei non stanno meglio di noi, ma forse fanno qualcosina un po' di più. Io sono terrorizzato da quello che ha detto Paolo, anche se lo condivido. Adesso che dovremo intervenire sull'ambiente, signori, se il rischio idraulico si può ridurre in molti modi, e attualmente a livello europeo, ad esempio, il rischio idraulico viene di pari passo con la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. E invece noi continuiamo a optare per delle scelte vecchie, perché i bacini di laminazione, piuttosto che tagliare via tutta la vegetazione, avremo una serie di problematiche, ma non solo per i pesci, anche per altri componenti faunistici e anche per l'uomo, perché diciamoci la verità, il destino dell'uomo è legato a quello delle altre specie. Se questo non lo capiamo, che tutelare la biodiversità vuol dire tutelare la vita umana, per cui ecco, vedi, io che sono una persona che mi lascio un po' andare emotivamente, direi che è stato molto stimolante, ma diciamo abbiamo avuto tantissimi stimoli. Credo che la quantità di domande che è stata fatta è ampia, ma se ne potevano fare tantissime. Se posso fare una chiosa finale è che o nei prossimi 10 anni qualcuno si assume la responsabilità di gestire questa risorsa, questo elemento della biodiversità, oppure perderemo questa biodiversità. Permettetemi di essere un po' pessimista. Perché dico questo? Perché Paolo non ha avuto tempo di dire, però perché abbiamo ancora la marmorata? Perché abbiamo ancora lo storione cobice? Perché sono stati fatti negli anni passati degli interventi di gestione veramente illuminati e erano abbastanza all'avanguardia su queste cose, ma adesso la situazione è peggiorata negli ultimi 10 anni. Stiamo facendo passi indietro, ci sono dei problemi di gestione dei ripopolamenti, perché è facile dire ripopoliamo soltanto con animali geneticamente di un certo tipo da riproduttori locali, ma guardate che dal punto di vista amministrativo si fa un bando e vince chi
chi fa ripopolamento per meno soldi. Chi pensate che poi vada a fare il controllo del materiale genetico? Quindi se non cambia proprio l'approccio alla gestione e l'elemento scientifico viene un attimo incorporato in questa gestione, se no perdiamo tutto qui. E questo è un hotspot di biodiversità. Quindi io mi permetto di apprendere questa occasione di questa bellissima conferenza di Paolo, questa terza conversazione che ho trovato estremamente interessante, come devo dire anche le prime due, per dire un segnale d'allarme. Diamoci tutti da fare come cittadini, come specialisti, come appassionati, per cercare di far cambiare le cose, perché sennò qui fra 10 anni vedremo una situazione completamente ulteriormente peggiorata, cioè si può sempre peggiorare. E qui siamo veramente, se vogliamo salvare la biodiversità che ancora c'è, dobbiamo attivarci subito. Questo è veramente un vulnus faunistico, secondo me, i pesci di acqua dolce. Detto questo, ci sarebbero tante cose che magari riprenderemo in altre conversazioni. Io credo che forse un proseguio, così, in un ipotetico continuazione di queste conversazioni potrebbe essere sulle specie alloctone, no? Perché qui meriterebbe un approccio un po' mirato, ci penseremo. Volevo ringraziare Paolo per la sua bellissima e appassionata e molto approfondita e molto, diciamo, sul pezzo esposizione di questa tematica molto interessante. Io sono un ictiologo, ma penso sia molto interessante per tutti, mi auguro che lo sia stata. E volevo ricordare a tutti che l'11 maggio ci sarà la quarta conversazione, ci sposteremo sui mammiferi, con un focus, credo, particolare anche sugli alloctoni in questo caso, e sull'introduzione dello scoiattolo grigio e i conflitti con invece la specie indigena. Ma magari, ecco, non so, Arianna, se tu hai qualche altra cosa da aggiungere sul seminario di... Sarà proprio un focus sulle specie alloctone di mammiferi presenti nel Veneto. Quindi sì. Invito tutti a ricollegarsi anche l'11 maggio, perché sarà sicuramente un'interessantissima quarta conversazione col dottor Mauro Bon, che è conservatore al Museo di Storia Naturale di Venezia. Ringrazio tutti per l'attenzione e alla prossima conversazione. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Ciao, grazie a tutti e buona prosecuzione delle conferenze. Ciao.